settore. Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali che vi terrà compagnia per tutta la giornata con tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus, come ormai stiamo facendo dalla fine di febbraio, quindi un aggiornamento continuo, una lunghissima diretta per fornire tutte le informazioni che possono essere utili in questo momento così difficile per tutti noi. Allora cominciamo subito con il bollettino, il primo bollettino emesso dall'azienda Zero della Regione del Veneto relativamente ai casi di contagio nella nostra regione. Purtroppo non ci sono buone notizie, nel senso che l'epidemia sta galoppando davvero molto veloce. Siamo saliti oggi a 1937 contagiati più 264 rispetto al precedente bollettino che, lo ricordiamo, era di ieri sera. Quindi i contagi sono aumentati di 264 persone, 366 sono i ricoverati in area non critica, più 16 rispetto a ieri, mentre sono 119 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, più 11 rispetto alla giornata di ieri, 107 i guariti, quindi le persone che sono state dimesse dall'ospedale, e altre 5 che invece purtroppo hanno perso la vita, una a Padova, una a Verona, una a Belluno e una a Treviso, oltre che una prima vittima anche all'ospedale Sacro Cuore di Negrar. Sono quindi dei dati sicuramente molto preoccupanti che vanno a confermare quanto è stato detto appunto nelle ore scorse dal Presidente della Regione Luca Zaia. L'avete sentito nel corso delle nostre edizioni di ieri. Se continuerà ad avanzare in questa maniera il contagio, così appunto come testimonia l'algoritmo che sta monitorando l'andamento dell'economia, si presuppone di arrivare all'esaurimento dei letti di terapia intensiva nella nostra regione intorno al 26-27 di questo mese di marzo, ed è proprio per questo che a tutti i livelli viene raccomandato ai cittadini di rimanere a casa, di rimanere il più possibile dentro le mura domestiche, uscire solo per ragioni di estrema necessità, come appunto andare a fare la spesa magari una volta solo alla settimana, una persona per famiglia, oppure recarsi all'ospedale. Altri spostamenti è assolutamente opportuno evitarli, proprio per cercare di arginare il contagio. Questa quindi è la situazione al momento. Io ringrazio intanto per essere qui con noi in studio questa mattina l'assessore Cristian Schiavon, assessore al bilancio del Comune di Treviso. Buongiorno, grazie per essere qui con noi, nonché commercialista, che potrà anche aiutarci a fare chiarezza su tutta una serie di misure che il governo sta prendendo proprio in queste ore per quanto riguarda le scadenze fiscali, perché non dimentichiamolo, lunedì è il 16 marzo, una data di solito segnata da tutti i commercialisti, no? Con il cerchietto rosso, perché ci sono tutta una serie cerchietto rosso, triplo anche. Triplo cerchietto rosso, perché naturalmente ci sono tutta una serie di adempimenti fiscali che appunto entro questa data dovrebbero essere stati appunto messi in essere. L'ultima novità è proprio di queste ultimissime ore, no, Assessore? Sì, che cosa riguarda? Le ultime novità arrivano con una proroga annunciata sul fil di lana nella giornata tarda di ieri, dove sono sospesi tutti gli adempimenti inerenti l'IVA e i contributi dei dipendenti, con un decreto che dovrà uscire a ore sulla modalità poi del differimento delle imposte e dei contributi. Diciamo che questa evoluzione
delle ultime settimane ha anche imposto nuove tipologie di lavoro sia per i commercialisti che per le aziende, e di conseguenza anche il MEF, il Ministero, si trova in una situazione di dover agevolare in qualche modo, spostare le scadenze per mancanza anche soprattutto di liquidità, perché ragioniamo su un'economia che in questo momento è paralizzata. Mi riferisco in particolar modo a tutte le piccole aziende, dai bar ai ristoranti, alle attività commerciali, ai negozi di abbigliamento, e chi più ne ha, chi più ne metta, e di conseguenza per dare un attimo di respiro sia alle categorie ma soprattutto anche a chi come me fa questo lavoro, è stata valutata l'opportunità di uno slittamento delle imposte. Ricordiamo poi che il decreto anche dei giorni scorsi agevola il lavoro da casa, quindi anche per strutture come la mia o come strutture di tanti colleghi che hanno messo in piedi il lavoro da casa, è stata un'evoluzione di 2 o 3 giorni, quindi anche per noi diventava complicato gestire l'interesse del cliente in così poco tempo. Per fortuna, grazie anche a Massimo Miani, che è il presidente dell'Ordine Commercialisti Italiani, che aveva in un qualche modo mandato una nota al MEF chiedendo la proroga, questa è arrivata sul filo di lana con qualche incertezza ieri sera, nel senso che sì, c'è la proroga, con decreto ulteriore che dovrebbe uscire nella giornata di oggi, domani, lunedì, ci saranno poi tutte c'era tutto il decalogo e il proseguo di quello che sarà. Nei giornali di oggi che ho qui con me se ne leggono un po' di tutti i colori, poi da ARERA, che è l'autorità d'ambito nazionale che gestisce le tariffe di luce, acqua e gas, si parla anche proroghe di bilanci, insomma io sto leggendo i giornali in questo momento, però sicuramente da adesso ai prossimi giorni anche il Ministero dovrà far fronte non solo alle scadenze del 16 marzo, ma a tutta una serie di scadenze che arrivano nei mesi successivi, perché aprile e maggio per la categoria dei commercialisti è importante capire come dare servizio ai clienti, dai bilanci alle dichiarazioni. È un anno particolare, è un anno difficile, sarà un percorso difficile dei prossimi mesi, chi per un motivo, chi per un altro, ma mi auguro che a breve le informazioni saranno limpide e lineari sia per la nostra categoria, ma soprattutto, e dico soprattutto, per le attività commerciali che in questo momento sono preoccupate, sono un po' in crisi finanziaria. Perché sicuramente è un momento molto difficile per tantissime imprese in questo momento, ma non solo le imprese, pensiamo anche alle partite IVA, voglio dire ai liberi professionisti, a tantissime persone che in questo momento si trovano ovviamente in difficoltà. Vedevo proprio questa mattina che c'è stato inviato anche un comunicato da parte della CGA di Mestre, infatti più avanti avremo anche in collegamento Paolo Zabeo, proprio relativamente alla difficoltà nella quale si stanno trovando molte imprese. È crollato il credito, bisogna ridare liquidità alle piccole e medie imprese, è quello che chiede appunto la CGA di Mestre, proprio perché soprattutto per le imprese artigiane, diciamo, la crisi di liquidità in questo momento si fa sentire, insomma. Purtroppo scopriamo l'acqua calda, nel senso che chiudere dall'oggi al domani le aziende, comunque ricordiamoci che la chiusura è stata anticipata comunque da una settimana, 10 giorni di allarmismo, dove il consumo era già calato, dove le persone si recavano sempre meno nelle attività commerciali che hanno a far fronte con tutta una serie di problematiche che non sono problematiche di semplice risoluzione, dagli affitti che devono sostenere, ai dipendenti, alle utenze varie, dal telefono all'acquedotto, all'energia elettrica. Quindi in questo momento manca la liquidità. La Merkel, faccio una parentesi, ha immesso o vuole immettere nel mercato tedesco
550 miliardi di pura liquidità nelle aziende. Io mi auguro che noi non arriveremo a tanto come Paese, ma mi auguro che questo sia uno spunto di riflessione anche per il nostro sistema nazionale, perché le aziende in questo momento non hanno bisogno di avere solo proroghe, hanno bisogno di liquidità a tasso zero e hanno bisogno anche di fondi a fondo perduto per colmare il mancato guadagno di questa settimana, della prossima e del tempo necessario che servirà per debellare questo virus che non sappiamo quanto sarà questo tempo e nessuno ha un'idea di quello che possa. Se è quello che vedo negli ultimi 2 o 3 giorni nel comune di Treviso, c'è la forza di andare avanti, di riprendersi. Questa mattina venendo qui in trasmissione da voi ho assistito in maniera, ma dico commossa, per dire anche un motivo d'orgoglio, gente fuori al supermercato in coda, a distanza, chiamiamola così di legge, 4-5 persone, persone che entrano una alla volta, persone che non sbuffano, che non fanno risse, che non si lamentano. Il problema è stato capito. Se è stato capito vuol dire che siamo nella direzione giusta, stiamo andando nella direzione giusta. Il problema è stato capito, fortunatamente, insomma è quello che tutti si auspicano, che adesso quindi le persone rimangano a casa, seguono scrupolosamente tutte quelle che sono le indicazioni. Purtroppo però in questi giorni e probabilmente per tutta la settimana prossima anche continueremo, e questo non lo dico io, insomma l'ha detto il responsabile italiano dell'OMS, pagheremo nei prossimi giorni le leggerezze del weekend scorso, perché non dimentichiamoci che purtroppo ancora venerdì, sabato, domenica scorsi molte persone allegramente se ne stavano in gruppo, sono andate a fare lo spritz, sono andate a sciare in montagna, hanno organizzato gite al mare, al parco e quant'altro, e questo ovviamente ora lo stiamo pagando in termini di contagio. Solo ieri, non dobbiamo dimenticarlo, sono morte in Italia 250 persone, siamo arrivati a oltre 15.000 contagiati, più della Cina in questo momento. La Cina oggi ha 13.000 e rotti contagiati, noi siamo sopra i 15, quindi è chiaro che l'attenzione deve essere massima. Fortunatamente, Assessore, sembra che la gente ora l'abbia capito e stia rispettando scrupolosamente quelle che sono le indicazioni, quindi tutti ci auguriamo naturalmente che quindi i risultati si vedano nei giorni. Io sono grato, sono veramente grato alla gente, alla popolazione che ha capito come ci si comporta. Faccio un plauso, questo lo voglio fare proprio con il cuore in mano, parto dalle strutture ospedaliere, dai medici agli infermieri, a tutto l'indotto dall'ospedale, anche a chi guida le autoambulanze, perché si stanno adoperando per la nostra salute. Faccio un plauso anche a tutti quei sindaci, compreso il sindaco Mario Conte, che ogni giorno si cerca di rassicurare, ma allo stesso tempo esce, evita che la gente non formino capannelli di persone, non facciano agglomerazione. Certo, quindi tutte le amministrazioni ovviamente si stanno attrezzando, anche perché si sono attrezzate, anche perché ovviamente è una situazione inusuale, mai vista prima e soprattutto inaspettata. Mi segnalano adesso dalla regia che abbiamo in collegamento il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà. Buongiorno prefetto, grazie per essere intervenuta alla nostra trasmissione. Allora abbiamo Buongiorno, grazie ancora. Allora, abbiamo sentito quelli che sono i dati della diffusione del contagio, sono stati resi noti poco fa dall'azienda Zero della regione del Veneto. Nella nostra regione siamo appunto cresciuti di 264 unità, per quanto riguarda la provincia di Treviso siamo a più 38 contagi, con un aumento anche delle persone che purtroppo hanno
hanno perso la vita, 5 in Veneto, una nel Trevigiano. Prefetto, abbiamo più volte ripetuto quelle che sono le indicazioni che vengono date dal nuovo decreto ai cittadini. Vogliamo ricordarlo, ancora oggi è sabato e quindi magari anche chi nei giorni scorsi ha dovuto lavorare è a casa, l'appello quindi diventa ancora più importante e ancora più stringente. Sì, buongiorno a tutti, assolutamente. Diciamo che ormai non abbiamo più alibi su quella la necessità di interpretare queste indicazioni nel modo più restrittivo, e direi anche al di là di quello che viene consentito. Deve essere una responsabilità di ciascuno di noi evitare qualsiasi comportamento che possa in qualche modo pregiudicare o rallentare quella che è l'azione che si sta ponendo in essere per limitare il contagio. Ecco, credo che ormai... Prego. No, prego, concluda. No, dicevo questo, dobbiamo avere la consapevolezza che veramente il sacrificio che ci viene chiesto già non merita questo nome, cioè il fatto di dover rinunciare ad alcune abitudini assolutamente non finalizzate a soddisfare bisogni essenziali deve essere in qualche modo superata e accantonata. Io credo che questa esperienza ci lascerà qualcosa di buono proprio nella misura in cui saremo capaci di concentrarci sulle cose importanti e quindi rivedere anche molti dei nostri stili di vita in maniera assolutamente più adeguata. Ecco, lei ha detto a interpretare anche in maniera più restrittiva. Che cosa significa, Prefetto? Perché in questi giorni sono arrivate anche in redazione moltissime telefonate da parte di cittadini che chiedono, per esempio, ma se io vado a fare la passeggiata lontano dalle persone, mantenendomi magari in stradine secondarie piuttosto che sull'argine del fiume, posso farlo o non posso farlo? Guardi, a fronte di un invito, di un'indicazione che viene ovviamente dagli esperti sanitari di rimanere in casa, di evitare qualsiasi contatto sia pure occasionale, io credo che sarebbe buona norma rifuggire da qualsiasi tentativo di in qualche modo venir meno a questa precisa indicazione. Anche noi come ufficio, come prefettura, in questi giorni abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo tuttora decine e decine di richieste, alcune delle quali oggettivamente danno anche l'impressione che non si sia ancora colto, perlomeno da parte di qualcuno, quello che è il momento e quella che è l'importanza in questo momento di, appunto come dicevo prima, rivedere talune abitudini. Io le faccio un esempio, ma uno dei tanti, un ragazzo che chiede, un signore insomma, che dice io abito qui, la mia fidanzata abita là, posso andare a trovarla o incorro in sanzioni? Quindi il problema non è che crea eventualmente un'occasione di contagio, ma se viene multato. Ecco, questo è una chiara indicazione che evidentemente ancora il messaggio è passato, ma ancora evidentemente qualcuno non è stato, non si è adeguatamente fatto l'idea di quella che è la situazione reale. Ecco, dal Ministero degli Interni, Eccellenza, oltre che all'appello ai cittadini a rispettare quelle che sono le normative, è arrivato nelle ultime ore anche un giro di vite per quanto riguarda i controlli, perché in questi giorni, nonostante sembra che i cittadini l'abbiano capito e abbiano recepito quelle che sono le nuove normative, ci sono anche diverse persone, ne abbiamo reso conto nei nostri telegiornali, che invece hanno creduto di fare i furbetti, quindi sono usciti senza un valido motivo. In questo senso, con le forze dell'ordine, che cosa avete stabilito? Guardi, con le forze dell'ordine abbiamo semplicemente stabilito quello che era abbastanza anche immaginabile, cioè una linea dura, proprio perché il momento lo richiede, quindi nell'ambito di quello che è il controllo del territorio. Io ripeto, non è che siano fatti posti di blocchi aggiuntivi o chissà quale dispiegamento di forze, si fa con quello che si ha. Nell'ambito del controllo del territorio ovviamente si ha un'attenzione particolare per questo aspetto, per questo tipo di comportamenti. Devo dire che la percezione che ho per i miei pochi giri che faccio, che poi sono casa a prefettura, ho visto una città praticamente deserta, quindi la mia sensazione è che effettivamente la gente si sia,
adeguata a questa situazione, che abbia, come dire, spontaneamente, come giusto che sia, adottato questi comportamenti, al di là, diciamo, di quelli che possono essere poi l'azione repressiva da parte delle forze dell'ordine. Certamente ci sono alcuni casi riducibili, anche io ieri stesso, il pomeriggio per esempio, notavo 3 ragazzi che passeggiavano in Piazza dei Signori abbastanza affiancati, e quindi poi appunto siamo anche intervenuti ovviamente, ma ecco, ancora c'è forse una fascia di popolazione, forse anche i ragazzi, qualcuno che forse ancora non ha compreso fino in fondo come non sia più tanto una scelta, ma sia più una precisa esigenza, ma anche come senso civico e anche come autotutela, oltre che per tutelare gli altri. Però mi viene da dire che ci sono anche altri comportamenti che si possono, come dire, adottare con un buon senso. Ad esempio, non so, si va a fare la spesa, a parte evitare magari una spesa che ti consenta di non uscire di casa per alcuni giorni, o magari rinunciare. Penso che tutti in frigo abbiamo abbastanza per poter sopravvivere in maniera più che adeguata, quindi ecco, faccio l'esame di coscienza e chiedo se veramente a te ci oppure no. Certo, in questo momento, Eccellenza, che appello si sente di lanciare ai trevigiani? Ma guardi, io credo che l'appello sia un appello che faccio a me stesso, o comunque una sensazione che io ho sia come cittadino ma come anche rappresentante delle istituzioni. Bisogna essere vigili e fiduciosi. Vigili nella misura in cui dobbiamo con noi stessi, e ovviamente ciascuno poi nell'ambito delle proprie responsabilità, perché queste indicazioni, queste prescrizioni vengono osservate, e fiduciosi perché da questa vicenda ne verremo fuori. In questo momento il mio pensiero va ovviamente, oltre che alle persone decedute, ai familiari, ovviamente ai malati, ma anche e soprattutto a tutto l'apparato sanitario che in questi giorni sta veramente facendo sacrifici, come dire, che forse difficilmente si possono descrivere, e ai quali va il nostro ringraziamento, ma anche, come dire, l'impegno per quello che fanno, che non venga vanificato poi appunto con i nostri comportamenti adeguati. Dopodiché io dico ne usciremo, e come ho detto prima mi auguro che da questa esperienza ne trarremo qualche buon insegnamento e forse anche un senso di comunità che si può ritrovare, anche se naturalmente per qualche giorno non ci siamo incontrati a fare la vasca, la passeggiata o la gita nel parco. Certo, io la ringrazio, approfitto perché Grazie. Ci stanno arrivando intanto delle domande anche da parte dei telespettatori al volo, Eccellenza. Questa Sì. è del padovano per la verità, ma è di un cittadino che è stato multato perché era uscito per andare a comprare il giornale. Lui dice, insomma, l'informazione è un servizio essenziale, tant'è che le edicole sono aperte. In questo caso? Guardi, bisogna vedere caso per caso, perché se uno per comprare, adesso non solo la situazione, la fattispecie, ma se uno per comprare il giornale sceglie l'edicola magari che è a 2 chilometri da casa e nel percorso ne ha altre 3, forse ecco, bisogna poi effettivamente studiare caso per caso. Le forze dell'ordine ovviamente operano con grande professionalità, ma al tempo stesso, come dire, non è che si può pensare di mettere nel sacco inventandosi una scusa che non tiene, quindi bisognerebbe capire nel caso concreto cosa è successo. Certo, certo, sicuramente, perché questo lo ricordiamo anche a tutti i cittadini, anche per chi deve andare a fare la spesa, non è che si va a fare la spesa a 20 km da casa al supermercato, perché si preferisce. È assolutamente irresponsabile. Certo, certo, quindi ovviamente il richiamo è proprio quello alla responsabilità di tutti i cittadini. Certamente, certamente. Grazie, grazie mille, buon lavoro al prefetto Maria Rosaria Laganà, grazie ancora prefetto di Treviso, assessore Schiavoni. Insomma questa raccomandazione ormai la stiamo ripetendo, ma è molto importante, no, che i cittadini recepiscano proprio questo messaggio. Sentiamo, dovremmo avere anche un collegamento, forse mi dicono. Sì, allora aspetti un attimo solo, perché abbiamo in collegamento da Trieste Marco Stabile. Trieste sappiamo appunto, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, no? La Slovenia ha chiuso la frontiera con l'Italia e si stanno verificando anche delle situazioni di particolare disagio e tensione, anche come quella di ieri sera, che ha visto coinvolto un gruppo anche molto numeroso di cittadini. Voi dove siete? Al confine di Fernetti, mi sembra di vedere. Marco. Esattamente così, come vedi
ci sono centinaia e centinaia di tir in attesa. In questo momento qualcuno si sta spostando per raggiungere l'autoporto, ma non c'è più posto. Come vedi, una fila interminabile di tir che si muovono sulla rotta europea ovest-est, no? Sono tutti tir diretti in Ungheria piuttosto che in Bulgaria, che attraversano l'Italia e si muovono verso est. La Slovenia ha bloccato i confini, ad eccezione dei tir sloveni che consegnano in Slovenia e i cui camionisti hanno un'autorizzazione medica. Le regole sono cambiate un po' in corsa, ma sostanzialmente è così. Tutte queste persone sono qui da tanto tempo, alcune anche da 36 ore, hanno dormito qui i camionisti perché sono bloccati, non possono andare a destino e molti non possono nemmeno tornare indietro perché non hanno base né in Italia né possibilità di consegna alternative. Ce n'era uno di Pistoia che è tornato indietro, ce ne sono altri per esempio che devono andare a Pola in Croazia e non hanno nessuna alternativa se non aspettare qui con il carico, dormire qui finché l'emergenza passerà. Se voi ci spostiamo così ti faccio vedere anche l'altra situazione. Poco fa parlavamo anche con un rappresentante di quei 101 ucraini che sono bloccati da 36 ore al confine di Fernetti. Perché? Perché la Slovenia ha bloccato ovviamente gli accessi. Loro sono lavoratori ucraini che lavorano in Italia prevalentemente, che tornavano a casa, non possono più rientrare. Questi sono dei camionisti. Hello? It's big difficult. Nasoal treba. Big problem. Problem mari, Romania. Romania. You sleep here? Avete dormito qui? You sleep here? Hanno dormito qui, rispondono di sì, ovviamente non parlano inglese. Andiamo avanti, passiamo proprio in mezzo a questi due tir bloccati qui si è passata la notte, ma c'è la storia appunto di queste persone, di questi ucraini, tra cui ci sono persone malate di diabete a cui è stato necessario portare l'insulina, ci sono 2 bambini e ci sono anche diverse persone che insomma non sono esattamente giovani. Ora ci fermiamo un momento, poi raggiungiamo eventualmente il punto. Sono bloccati lì, vedete quei pullman? Lì c'è la frontiera e loro sono bloccati lì da 36 ore, hanno passato la notte qui. La cosa riguarda anche il Veneto. Perché? Perché a breve dovrebbero essere spostati in un albergo a Trieste, mantenuti comunque in una sorta di quarantena, perché nessuno ha sintomi di coronavirus, ma ovviamente non si sa mai. Poi domani verranno trasferiti all'aeroporto di Treviso, e da Treviso partiranno con un volo di Stato che arriverà proprio dall'Ucraina, perché il primo ministro ucraino si è interessato della situazione con l'ambasciata italiana, con l'ambasciata slovena e hanno organizzato questo volo di Stato. Ora ci avviciniamo, resta con inquadratura il nostro Gianluca Paladin e ci spostiamo in quella direzione proprio per andare a farvi vedere l'immagine di queste persone che sono bloccate lì ormai da 36 ore e non possono fare nulla se non attendere appunto questo transfer. Attraversiamo Gianluca velocemente perché è pericoloso, non possono fare altro che aspettare questo transfer prima a Trieste in albergo e poi domani a Treviso. Li vedete lì in fondo, dietro la polizia, ci sono mamme, ci sono papà, ci sono 2 bambini, persone che lavorano in Italia. Vassili, il loro rappresentante di cui poi vi manderemo l'intervista, ci ha parlato poco fa e ci ha detto: io sono un cuoco, lavoro all'Excelsior di Venezia e dunque sono in una condizione veramente incredibile, bloccato e non posso tornare a casa. Non so se devo restituire la linea, la prendo magari tra qualche istante quando ci siamo spostati proprio lì vicino, Marta. Sì, una domanda che ci facevamo adesso anche con l'assessore che è qui con me in studio, Marco, ma che cosa trasportano questi camion bloccati? Che tipo di merci? Di tutto, guarda, cosa trasportano? Guarda, ti rispondo subito, quell'amico croato con cui ho parlato prima, l'amico croato che deve andare, vedete quel camion? Lui per esempio deve andare a Pola, nell'Istria croata, e sta trasportando lui per esempio delle piante da giardino, che tra l'altro necessitano di una certa reazione, onde per cui, come vedi in questo momento, hanno aperto il portellone. Gianluca, vai veloce perché sennò qua è una situazione un po' complicata. Ci abbiamo parlato poco fa, vedi? Per esempio questo camion ha le piante da giardino da consegnare in quel di Pola. Occhio Gianluca, va bene così, e non possono fare niente. Aspetta che arrivo con la mascherina a una certa distanza. Gianluca, girati di qua. Come here, you are live show. Ok, you have to go to Pula.
Devi andare a Pola? Sì, sì, Pola. Pola? Sì, circa un'ora per camion gira. Un'ora per arrivare, ma mi sa che starai qui giorni. Sì, tutti i giorni qua. Hai dormito qua? Sì, dormi qua. Arriva qua ieri alle 6. Sei dalle 6 qui, hai dormito qua, sì. E adesso però non c'è una soluzione. Aspetti qua che apri, che ora apri non lo so. E mi sa che non aprirà proprio, mi dispiace, purtroppo la situazione è difficile. Grazie, mi dispiace per voi, quindi un abbraccio diciamo metaforico perché di persona non posso darvelo. Marta, dimmi. Marco, no, ti volevo chiedere perché siamo veramente increduli di fronte ad una situazione del genere che con tutte le conseguenze anche sanitarie del caso, perché queste persone che sono lì da così tante ore, da giorni, come fanno ad andare al bagno, come fanno a mangiare, nel senso che peraltro bar e ristoranti è tutto chiuso, no? Per cui come possono essere lasciati così per un tempo così lungo? Assolutamente Marta, questo è uno dei problemi. Allora i camionisti hanno di tutto, quindi si attrezzano, ma sono stati riforniti di acqua e insomma chiaramente si sta approntando qualcosa. Il problema qual è, Marta? Che il discorso è che la Slovenia deve aver determinato questa situazione, ma tutti i camionisti ovviamente sono in Italia, quindi come dire, la decisione della Slovenia ha determinato un problema in Italia. che in questo momento è tutto italiano, perché tra una ventina di metri vedrete il cippo che Ecco Marco, non ti sentiamo più, Marco, non ti sentiamo più, no, deve esserci qualche problema. Adesso ci siamo. Ecco, adesso. Ci spostiamo nella postazione che garantiva il segnale prima. Ecco, qui prima sentivamo bene. Vedi i passeggeri ucraini di cui ti parlavo prima? Sono quelle persone che vedi inquadrate in questo momento. Tutti i lavoratori, la gran parte dei quali lavorano in Italia, e il rappresentante Vassili con cui abbiamo parlato lavora all'Excelsior di Venezia, che credo sia un hotel, Marta, o mi sbaglio? Non sono riuscita a capire, Marco. L'Excelsior di Venezia, certo, sì, è un hotel allora, è un hotel, bene, ecco il rappresentante che vedi lì con quel giubbotto marrone entrare nel pullman è un cuoco dell'hotel Excelsior che semplicemente doveva tornare a casa in pullman assieme a tanti altri lavoratori ucraini che lavorano nel nostro paese e che attraverso Slovenia e poi Ungheria rientrano a casa in pullman. Non possono farlo perché lì c'è il confine con la Slovenia ha bloccato i confini ad eccetto dei trasportatori sloveni che hanno una visita medica, un documento sanitario che gli consente di passare e dunque anche loro sono bloccati qui. Poco fa pare che appunto tra l'ambasciata italiana e il governo ucraino si sia risolta la situazione così. A breve i pullman si sposteranno verso il centro di Trieste, probabilmente in uno di quegli alberghi che sono stati chiusi per l'allarme coronavirus perché non si lavora più. Sono comunque 101 persone. Quindi stanotte dormiranno a Trieste, si rifocilleranno, ci sarà ancora qualche visita medica perché ci sono appunto 2 persone diabetiche, una persona anziana con problemi diciamo di vista e anche altre patologie, 2 bambini, quindi potrai capire che la situazione è delicata. Hanno dormito lì dentro 2 notti perché sono arrivati la mezzanotte dell'altro ieri, quindi hanno dormito lì dentro la prima notte, pensavano, insomma in mattinata si risolverà, invece no, le autorità slovene cosa hanno fatto? Hanno detto se non andate via entro le 15:30 vi sgomberiamo dal piazzale, poi hanno spostato l'ultimatum alle 17:30, poi si sono attivate le ambasciate che hanno cercato di risolvere la situazione ma non è facile, dunque si è arrivati alla giornata odierna in cui pare ci sia questa soluzione, albergo a Trieste, poi domani da Treviso si parte con un aereo di Stato che l'Ucraina manda in emergenza e che riparte da Treviso, perché ricordiamo, l'aeroporto, se non sbaglio anche l'aeroporto di Treviso, è bloccato come quello di Trieste ad eccezione di quelli che sono i voli d'emergenza, no? Vedete una persona imbufalita qui, vedete una persona imbufalita, un italiano che deve andare a Sesana, ricordiamoci, tantissimi italiani, tantissimi triestini hanno preso casa oltre confine, tantissimi triestini, goriziani lavorano oltre confine
tanti bambini della minoranza slovena in Italia vanno a scuola, ora non più ovviamente, oltre confine. Quindi qui il confine è un qualcosa di relativo, una terra in pace, una terra che vive dall'una e dall'altra parte. Io ero qui il 21 dicembre del 2007 quando vennero abbattuti, tra virgolette, i confini e si aprì Schengen. Da quel momento in poi sono passati 12 anni e mezzo, una situazione del genere non l'abbiamo vista nemmeno durante la guerra dei Balcani, perché sono arrivati i carri armati per 2 giorni a scopo dimostrativo, se ne sono andati e poi la situazione è ritornata tra Slovenia e Italia ovviamente assolutamente tranquilla, i problemi erano da ben altre parti. Io adesso vedo se eventualmente riesco a ricontattare Vassili, se no poi vi mando l'intervista. Adesso io provo a vedere se riesco a farlo in diretta e se riesco a rifare un pezzo di intervista con lui la faccio assolutamente subito, altrimenti vi chiedo un attimo di pazienza, perché loro sembra stiano per partire, li vedete, no? Uomini, donne, i bambini sono a bordo, tutto sommato hanno detto i bambini hanno patito anche meno la situazione, invece ci sono delle persone che hanno anche patologie. Oltre a questi pullman ce n'erano altri 2 diretti, se non sbaglio, in Bulgaria, che hanno aspettato per un giorno, dopodiché evidentemente hanno trovato un'area di sosta da un'altra parte, anche loro dovevano rientrare perché avevano accompagnato dei passeggeri. Questi camion che passano, li vedete? Cioè quelli che lasceranno passare, sono esclusivamente camion targati Slovenia. Vedi i controlli del personale sloveno, adesso appena passa il tir vedrai delle persone proprio con una tuta bianca che eseguono gli eventuali controlli sanitari. Mentre vedo se riesco a recuperare Vassili perché è occupato, evidentemente siamo ancora in trattativa. Qui siamo ancora in Italia, quindi andiamo tranquilli e ringraziamo la polizia qui dietro che sta facendo un super lavoro. Tra l'altro la polizia italiana è stata tra i primi che ha dato dei generi di prima necessità a queste persone, quindi ha dimostrato tutta l'umanità della polizia italiana che lavora sul campo per noi. Li vedete, sono qui dietro, stanno sistemando i bagagli, mi sa che stanno per partire. Io più di così non posso andare perché sono a 60 centimetri dal confine con la Slovenia, onestamente non vorrei crearmi dei problemi a me e all'emittente che rappresentiamo. Li vedete? Aspettano di partire, aspettano di rientrare intanto in quel di Trieste e poi domani l'aereo da Treviso all'Ucraina, grazie al primo ministro ucraino in contatto con le ambasciate e poi con chiaramente la Farnesina in Italia. Marco, allora grazie mille a te per questo collegamento e magari ci riaggiorniamo nel corso della giornata per vedere se cambia qualcosa per queste persone, perché è una situazione veramente incredibile quella che si sta verificando al confine con la Slovenia. Grazie dunque ai nostri colleghi della redazione di Trieste e buon lavoro. Intanto registriamo anche numerose donazioni che arrivano al conto corrente aperto dalla Regione Veneto proprio a favore dell'emergenza coronavirus, in particolare proprio di pochi minuti fa la donazione di 300.000 euro da parte delle società partecipate del Trevigiano, sono l'Alto Trevigiano Servizi, Contarina Piave Servizi, Savno, Asco TLC, Asco Piave ed Asco Holding, che hanno appunto aderito alla campagna della Regione Veneto destinando 300.000 euro. Lo ricordiamo che sono tutte risorse che vanno per la sanità veneta, quindi per l'acquisto di strumentazione necessaria in questo momento di grande difficoltà appunto per la nostra sanità. Assessore Schiavon, questa è un'ottima notizia, il reportage molto efficace, devo dire, del collega Marco Stabile da Trieste ci ha lasciato veramente basiti su una situazione che... riflettevo ieri quando vedevo le prime immagini di queste pietre, di questi jersey che stavano montando ai confini. È anche vero che quando il nostro governatore qualche mese fa aveva detto a tutte le persone che rientrano dalla Cina facciamogli un controllino, era stato tacciato di fascista, che non capiva nulla. Oggi l'Europa però non si può comportare così, l'Europa è afflitta da questo virus e le soluzioni vanno trovate tutte assieme. La soluzione di bloccare le frontiere non è una soluzione, anche perché in quei camion magari ci sono derrate alimentari, ci sono magari piante
per l'amor di Dio, non servono nell'immediato alle persone, ma poi ci possono essere mascherine, prodotti sanitari, ci possono essere computer, ci può essere chissà cosa. E quindi fare non solo in Slovenia, ricordiamoci la coda al Brennero di ieri, che parlavano di 70 km al Brennero. Mi sembra che ci sia una deriva di alcuni stati laddove non ce ne sia tutta questa necessità, anche perché siamo stati tacciati di essere noi il focolaio i portatori di questo virus. Poi nel tempo sembra che invece esca il paziente zero sia di rientro dalla Germania, la Francia ha i suoi casi, la Germania da quello che io leggo non fa tamponi. Piccola parentesi. Il nostro sistema è all'avanguardia anche perché sta facendo i tamponi, noi abbiamo coscienza di quali sono le problematiche anche perché andiamo incontro alle esigenze dei cittadini. Ho scoperto da poco che in America fare un tampone costa dai 2.500 ai 3.000 euro, quindi in America quanti verranno sottoposti al tampone? Io questa è una curiosità che vorrei anche approfondire, però non è un sistema europeo che sta funzionando in questo momento, è un sistema europeo che dovrebbe far fronte comune sulla medicina, su un protocollo d'intesa comune. Ieri alcuni giornali tedeschi lodavano il sistema italiano e prendevano ad esempio le nostre strategie, e allora se ci prendono ad esempio è anche giusto che chi ci sta attorno ragioni con noi per debellare questo virus e allo stesso tempo per non bloccare le merci, perché sono fondamentali per non ingessare l'economia, altrimenti veramente è bene chiudere tutto e ognuno torna a fare i propri interessi nel proprio paese, perché se questa è la risposta dei nostri confinanti mi lascia molto perplesso. Poi lasciarli in condizioni anche disumane, no? In condizioni veramente disumane. Soprattutto in una situazione anche di allarme sanitario come questa, senza servizi igienici, certo, senza la possibilità. Vedevamo quei due pullman lì fermi da 2 giorni, allora questa gente deve stare in albergo per poi fare cosa? Una quarantena in Austria, in Slovenia, e invece abbiamo scoperto che arriverà un aereo dall'Ucraina e li porterà a casa, ma stiamo raggiungendo secondo me dei livelli ma forse anche giusti, per l'amor di Dio, ma troppo stringenti dall'oggi al domani, troppo stringenti. Sicuramente. Allora, abbiamo anche molte iniziative di solidarietà, però le dobbiamo registrare in queste ore, perché un po' in tutto il Veneto, bisogna dirlo, come del resto in tutta Italia, sono moltissime le iniziative di solidarietà e di anche mutuo aiuto tra le persone, perché in questo momento di isolamento è chiaro che ci sono delle persone più fragili che hanno maggiore bisogno di aiuto. Pensiamo agli anziani, ai quali è assolutamente sconsigliato di uscire di casa, anche per andare a fare la spesa, no? È meglio che non vadano, che magari se la facciano fare da qualcuno, e quindi in tanti si stanno dando da fare, si stanno organizzando, si stanno adoperando per portare la spesa piuttosto che i farmaci. L'abbiamo visto anche grazie all'accordo che c'è stato con le farmacie trevigiane, per esempio, per la consegna a domicilio, e c'è anche un'iniziativa che arriva da Padova. Vediamo il servizio che è stato realizzato dalla nostra redazione di Padova, con un appello anche del sindaco e del vescovo di Padova. Noi dobbiamo essere responsabili e proteggere le categorie più fragili. Lo so che è un impegno restare a casa, non è piacevole, però vi garantisco che è l'unica maniera per evitare il contagio. Dobbiamo proteggere le persone più deboli, le più fragili. Anche stando in casa è possibile tessere fili, ravvivare relazioni di prossimità e con creatività aiutare i più fragili a vivere questo tempo. Una telefonata per un saluto, una preghiera, un piccolo favore al vicino di Pianerottolo. Sosteniamo anche noi, come comunità e come famiglie cristiane, chi fa il bene, da qualsiasi parte provenga e si realizzi. Comune, Diocesi di Padova e Centro Servizi per il Volontariato insieme per coordinare in questo momento storico gli aiuti alle persone sole e fragili. Sostegno da portare al loro domicilio e quindi da fare in sicurezza con l'aiuto dei volontari di protezione civile.
I bisogni saranno raccolti dal Comune al numero dedicato 049 23 23 009. L'obiettivo è dare una risposta efficace ai bisogni di primaria necessità delle persone con fragilità nel periodo di emergenza e post-emergenza sanitaria, perché questi non diventino emergenze sociali. Le associazioni, la Caritas, i servizi sociali e alcune realtà produttive lavoreranno in rete per la telefonata amica, la consegna a domicilio di beni di prima necessità e una risposta abitativa per i senza dimora. I padovani potranno aiutare da casa, donando come spiegato su questa pagina del sito internet Produzioni dal Basso. Obiettivo 61.000 euro entro giugno. Noi diamo una risposta alle persone in difficoltà, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, da casa. Noi, per Padova, ci siamo. Ecco, Assessore, abbiamo visto, no, un appello dai cittadini, questa grande solidarietà, insomma, delle persone. Abbiamo mandato in onda, magari lo rimandiamo dopo, un sindaco, il sindaco di Albettone, sì, Gioe Formaggio, che sì, non è nuovo, ha iniziative anche piuttosto particolari. Ieri ha appeso uno striscione sul balcone della propria casa con il numero di cellulare, dicendo ai cittadini: per qualsiasi cosa chiamatemi, non siete soli, io ci sono, rispondo a tutti. Quindi sono anche da parte delle amministrazioni comunali, che si trovano in questo momento così, in un certo senso, che ha colto tutti spiazzati, perché è chiaro che nessuno fino a 10 giorni fa si poteva neanche immaginare, nella più lontana delle previsioni, che ci saremmo trovati in una situazione di questo tipo. Quindi ci si sta un po' organizzando in tutti i modi per venire incontro anche alla popolazione, no, in questo momento. Anche il nostro comune, comunque, tramite anche l'assessorato che fa riferimento a Gloria Tessarolo per il sociale, basta andare nel sito, ci sono tutte le indicazioni per le emergenze o per gli aiuti a casa. Chiaro che non possiamo mettere il numero del nostro sindaco fuori del balcone, perché altrimenti la città lo invaderebbe di telefonate. Però, magari i trevigiani sono anche un po' più numerosi rispetto ai cittadini di Albettone. Però si sta muovendo bene farmacie trevigiane con il trasporto dei medicinali presso il domicilio di chi ne ha bisogno, oppure vedo anche nel piccolo molte attività che si stanno organizzando, anche i supermercati stessi, quelli magari a piccola conduzione familiare, dove per la tu consegna chiami a domicilio, e consegni a domicilio la spesa. Quindi c'è un'evoluzione costante, come nel fisco, che ieri era una cosa, oggi ne è un'altra. Si torna un po' anche indietro, no, su certe cose, perché pensiamo a una volta era normale che il garzone portasse la casa spesa piuttosto che il pane, magari tenendo la nota della spesa che si pagava a fine mese. In tante cose si sta un po' tornando a riscoprire anche quel senso di comunità, soprattutto nei piccoli paesi. La interrompo però, Assessore, perché mi chiamano la pubblicità dalla regia. Pubblicità, poi ritorniamo in diretta tra poco. Anche perché... Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali per aggiornarvi quotidianamente sull'emergenza coronavirus. Qui con me in studio l'assessore al bilancio del Comune di Treviso, Cristian Schiavone. Assessore, stavamo dicendo anche di questa, come dire, riscoperta di un senso di comunità. In questa emergenza così drammatica ci sono anche, come dire, degli aspetti positivi, perché si riscopre una solidarietà tra le persone, si riscoprono dei valori, dei legami che magari si erano un po' perduti prima. Riflettevo in questi giorni che, vedendo un aspetto positivo di questo dramma che ci sta un po' attanagliando, quando sarà tutto finito, tutti noi avremo il desiderio di tornare a comunicare, di tornare in strada, di tornare a fare comunità, perché dalle parrocchie che sono chiuse, al campo da calcio che non può essere utilizzato, a chi era abituato quelle 2 o 3 volte a settimana a trovarsi a fare sport con gli amici, alla scuola stessa che è chiusa,
sta facendo riflettere. Io lo vedo anche nei miei figli, che passati i primi 3 giorni che sembrava vacanza e non si rendevano conto della particolarità e l'esigenza di questa quarantena, chiamiamola così, o di questo contatto da non avere con altre persone, oggi si rendono conto e hanno voglia, e quindi torneremo ad avere un senso di comunità che stava sparendo, forse un po' perché eravamo sempre di corsa, forse perché davi per scontato, ecco, si dava sempre per scontato quello che oggi non è. Oggi sta scoprendo, io nel mio piccolo sto scoprendo, per fortuna avendo un po' di tempo, la lettura, il famoso giradischi che mi hanno regalato per il mio compleanno, quindi io passo delle bellissime giornate in casa con la famiglia, parlando con loro di quello che sarà il dopo. Ma dopo, papà, possiamo tornare a fare una passeggiata? Certo, dopo tornerai a vedere con i tuoi amici, quindi tutto questo aiuta comunità. Come dicevamo poco fa, ci sono tanti supermercati, magari a conduzione familiare, che si stanno adattando per sia esigenze economiche, ma anche e soprattutto sociali, a portare la spesa a casa a chi non può uscire, all'anziano. Sicuramente ci sono anche tante belle iniziative di solidarietà proprio attraverso la musica, attraverso la cultura. Certo. Abbiamo sentito oggi, proprio poco fa, Francesca Gallo, non so se lei la conosce, è l'unica donna che costruisce le fisarmoniche di Preganziol, e ieri sera anche lei, come moltissimi altri musicisti ed artisti in tutta Italia, ma anche semplici cittadini, insomma, che sanno suonare o cantare, sono usciti sul balcone a suonare e cantare in questo flash mob che ha unito l'Italia intera. Allora noi abbiamo sentito Francesca Gallo, ha suonato dalla porta della sua bottega, che è chiusa perché ovviamente è chiusa come tutti gli altri negozi d'Italia, per partecipare a questo flash mob musicale. Vediamo. Francesca Gallo, anche lei con la sua fisarmonica ha voluto partecipare a questo flash mob che ha coinvolto l'Italia intera, la musica per vincere la paura. Che cosa l'ha spinta ad aderire? Mi ha spinta il silenzio che c'è in questi giorni. È un quartiere dove io ho la bottega e dove vivo, che di solito è molto vivo, gente che va, gente che viene, bambini, anziani, così ci si trova, si chiacchiera. Invece adesso c'è proprio il vuoto, il silenzio, e quindi mi è piaciuta, insomma, l'idea di far che sia la musica a rompere questo silenzio. E quindi dalla porta della bottega ieri sera ho aderito anch'io al flash mob e ho suonato qualche canzone popolare. Ecco, ha avuto dei riscontri delle persone, perché magari è proprio in questi momenti così difficili che si riscoprono anche dei legami, dei rapporti a distanza, naturalmente, perché non ci si può vedere, ma si rinsaldano anche degli affetti, e alle volte anche con persone che magari non si vedevano da tanto tempo, che non si sentono più, perché ovviamente questi video stanno girando sui social. Ma diciamo che la mia popolarità, almeno nella musica, è abbastanza nota nel quartiere, quindi pochi si sono così allarmati o scandalizzati dalla cosa. È abituale, insomma, che sentano suonare. Non era abituale che succedesse ieri, ecco, un po' questa è stata la simpatica partecipazione dalle finestre. Ecco, che effetto le ha fatto vedere da ogni città d'Italia, da ogni angolo d'Italia, gente che cantava sul balcone, gente che suonava sulla finestra? È stato un momento davvero commovente, che ha fatto riscoprire anche un po' un senso di unità nazionale. Sì, questo è vero. Tantissimi dei miei clienti mi hanno girato così delle foto di improvvisati concerti, ed è stato bello pensare che almeno in questo siamo tutti uniti da nord a sud. L'arte in questi giorni si sta unendo molto. Ci sono stati degli attori che hanno fatto delle letture sui social, dei video in diretta con delle letture di libri integrali e via. È molto bello vedere che attori e musicisti si sono mossi in questo, un po' perché forse è un nostro anche bisogno di dire, di fare e di vivere l'arte,
difficilmente insomma riusciamo a togliercela di dosso, e quindi la condivisione di questa nostra fortuna, ecco, ci ha spinto forse un po' a trovare nuovi canali, ecco, per esprimerci. Ecco, allora, tante belle iniziative di questo tipo, ma vediamo subito ora in diretta a Facebook la conferenza stampa della delegazione di medici cinesi, di medici da Wuhan, sono arrivati in Italia. Sentiamo. Non prende il telefono. This is the practice in China. E questo è sono le misure che ha adottato anche la Cina, quindi... Ecco, evidentemente c'è qualche problema nel collegamento. No, niente, c'è qualche problema nel collegamento, nel senso che va a salti e non si riesce a sentire l'audio. Magari riproviamo tra qualche minuto per vedere, nell'attesa di collegarci anche con Marghera, dove tra pochi minuti dovrebbe essere previsto il punto stampa, il consueto punto stampa del governatore Luca Zaia, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. Vedo un po' di movimento nelle immagini, no, era passato qualcuno, adesso niente. Comunque abbiamo i nostri inviati, Filippo Fois e Sandro Ponchio, quindi non appena scenderà il governatore faremo subito il collegamento. Vediamo se riparte la conferenza stampa della delegazione cinese. Italo, il nostro regista. Quello da bici che anche da 5 italiani sono davanti come siamo proprio io. Niente, è a scatti, insomma non si riesce a vedere. Allora, vediamo un attimo. Niente, non si riesce a farlo partire. Allora, vediamo intanto un servizio, perché abbiamo sentito Landini, il segretario della CGIL, perché in queste ultime ore c'è stato anche il problema dei lavoratori delle casse integrazioni e delle misure di sicurezza. Proprio questa mattina è stato firmato il protocollo tra governo, sindacati e associazioni datoriali per appunto stabilire e garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e laddove non è possibile ovviamente coprire in qualche modo con la cassa integrazione o altre misure di sostegno al reddito. Sentiamo quindi le dichiarazioni di Landini. In questi giorni che tanti sono a casa c'è un'esplosione degli acquisti e-commerce, come si chiama adesso. E ad esempio i rider si trovano di fronte al problema che dovrebbero consegnare della merce a casa, mi permetto di dire a volte non sempre merce necessaria e utile, diciamo così, e che avrebbero bisogno della firma della persona. Voi capite che questo ingenera paura nel rider e che non ha nessuna protezione, e dall'altra parte va contro una delle cose che sono state indicate, di rimanere a casa propria e di non avere sostanzialmente contatti. E lo dico perché da questo punto di vista è bene che questo decalogo delle cose che noi diciamo riguardi le attività produttive e professionali, come è stato detto, ma dobbiamo avere consapevolezza che ci sono anche altre attività che necessariamente debbono continuare in questa fase, che però hanno bisogno anche di queste protezioni individuali e di queste risposte. Noi dobbiamo dare questo segnale. Lo dico e mi permetto di dirne una, perché un segnale potrebbe anche essere
penso a chi lavora nel commercio e ai centri, a chi deve vendere da mangiare, che abbiamo detto è una delle attività che va lasciata aperta. Io ad esempio troverei saggio se in questo periodo si dicesse che non è necessario la domenica tenere aperti i centri per vendere, possono acquistare dal lunedì al sabato. Sarebbe un modo per dire a chi ci lavora che si tiene conto anche dei loro bisogni e dall'altra parte di invitare anche a dei comportamenti diversi. In questo caso lo dico perché oltre alle protezioni individuali ci sono anche una serie di scelte organizzative che possono essere fatte. Noi dobbiamo dare il segno alle persone che noi stiamo lavorando perché ognuno quando lavora sia in sicurezza e possa dare il suo contributo preciso. E questo tema di come gestiamo questo passaggio è molto importante. Io penso proprio perché oggi è venerdì, sarebbe molto importante che nel definire oggi il protocollo fossimo nelle condizioni che già la prossima settimana, già da lunedì, si fosse nella condizione di dire. E io non so come farlo, come dirlo, ma lo metto lì come argomento. Secondo me avrebbe un senso indicare che i primi giorni della prossima settimana sono giorni non di attività necessaria generale, ma al limite anche di attività rallentato, di sospensione per applicare le norme. E io mi rendo conto che ci sono alcune aziende che dicono ma noi abbiamo dei contratti, abbiamo delle penali anche commerciali, cosa possiamo fare? Io non lo so se è possibile, dico una cosa sinceramente, la metto lì, non so se è praticabile. Io non so se è possibile un provvedimento, vista la situazione eccezionale che stiamo vivendo, anche del governo, che in un qualche modo possa evitare che sul piano anche commerciale che ci siano penali di questa natura. Non sono un esperto di questa materia, quindi potrei dire anche una cosa che immediatamente mi viene smontata, ma credo che questo sia un tema perché sicuramente oggi il problema della salute e della sicurezza viene prima di ogni altra cosa, che è la condizione anche per chiedere poi alle persone di fare il lavoro e di assumersi le responsabilità che devono essere messe in campo. Ecco, allora avete sentito queste le parole del segretario della CGIL Landini in questo momento così difficile anche per moltissime aziende che si trovano appunto in difficoltà. Allora noi dovremmo avere pronto anche un servizio con l'intervista al sindaco di Asolo Migliorini che lancia questo videomessaggio ai suoi concittadini. Sentiamo. Buongiorno a tutti voi. Ieri l'autorità sanitaria ci ha fornito dei numeri, che in realtà non sono numeri ma sono delle persone. In particolare una persona che è risultata positiva al test del coronavirus, un'altra persona che ha un forte sospetto di essere positiva con lieve sintomatologia ed altre 5 persone che sono state poste in isolamento preventivo. Innanzitutto va il mio augurio di pronta guarigione a tutti loro, ma voglio anche approfittarne per darvi altri tipi di comunicazioni. In primis, avvisarvi che l'Alto Trevigiano Servizi, la Contarina, il Consorzio Bonifica Piave e l'API Reti Gas hanno deciso di chiudere i loro uffici al ricevimento del pubblico, mentre sono disponibili a ricevere telefonate e mail e a dare tutte quante le risposte alle vostre domande. Inoltre Contarina ha disposto la chiusura di tutte le isole ecologiche. Anche nel settore dei lavori pubblici sono state disposte delle sospensioni degli interventi, in particolare per quanto ci riguarda la Rocca di Asolo, via Browning, via Fermi e la manutenzione stradale con asfaltature e segnaletica. Dobbiamo capire che è importante per noi restare a casa e muoverci da casa il meno possibile e solo per comprovate necessità. Tanto è vero che anche il trasporto pubblico ha disposto da oggi, su decreto del Presidente della Regione Veneto, la riduzione delle corse. Per quanto riguarda Asolo, il nostro trasporto urbano, vengono ridotte tutte le corse feriali e vengono sospese fino a cessate necessità tutte le corse festive. Gli uffici comunali sono chiusi al pubblico e ricevono solo su appuntamento e solo per urgenze. Rilancio nuovamente l'appello, restiamo a casa, combattiamo assieme questa battaglia
Combattiamo assieme questo momento e ne usciremo più forti di prima. Infine voglio ringraziare tutte quante le persone, dipendenti pubblici, operatori sanitari, volontari, Regione Veneto, Provincia di Treviso, comuni per l'immane sforzo che stanno facendo per vincere questa battaglia contro un nemico invisibile. Vi auguro buon weekend e ci sentiremo presto. Ecco, questo dunque il videomessaggio del sindaco di Asolo Migliorini ai propri concittadini. Avete sentito le molte iniziative di solidarietà, ne abbiamo parlato, ma ci sono anche purtroppo da registrare molti tentativi di truffa e qui dunque l'appello anche a stare molto attenti, perché in queste ore in diverse località della nostra regione delle persone si sono presentate a casa suonando i campanelli dicendo di essere stati invitati a fare il tampone per il coronavirus. Ovviamente si tratta di truffatori che approfittano per entrare nelle case e rubare, quindi vediamo il servizio. Un camion di mascherine mai arrivate, 550.000 già pagate al 50% dalla Regione del Veneto. Peccato che quella fornitura proveniente dalla Svizzera era già stata offerta a 3 clienti. Una guerra tra poveri e forse soltanto l'ennesimo tentativo di speculare di fronte all'emergenza, perché quelle mascherine mai arrivate potrebbero essere già sul mercato del web, magari vendute a prezzo d'oro. Oltre a tutti i delinquenti e truffatori che ci sono sul mercato internazionale. 9 offerte su 10 ci chiedono pagamento anticipato al 100% come fossimo dei delinquenti, e 9 volte su 10 c'è il rischio di trovare una truffa dietro a questo. A noi è capitato addirittura che un carico di mascherine di 550.000 mascherine abbiamo scoperto essere stato venduto a 3 realtà diverse, una delle 3 eravamo noi. E così il Veneto, che sa far da sé, potrebbe arrivare ad autoprodurle. L'annuncio è stato dato proprio oggi dal presidente Zaia, che però ha messo fin da subito le mani avanti, perché per l'autoproduzione di dispositivi medici di questo tipo sono necessarie autorizzazioni che potrebbero non arrivare così presto. E dalle mascherine alle speculazioni sui beni di prima necessità. È di questo pomeriggio la denuncia di Coldiretti sulla speculazione sul prezzo del latte. Utilizzando come pretesto la chiusura di bar e ristoranti, ci sarebbe in atto una manovra meschina per pagare a prezzi stracciati alimenti deperibili, la cui produzione non può essere fermata nelle stalle. E poi, se nei comuni e nei quartieri si stanno moltiplicando le azioni di solidarietà dei giovani nei confronti degli anziani con il servizio di spesa a domicilio, ci sarebbe anche chi in queste ore sta promettendo tamponi a casa nel tentativo di farsi aprire le porte. Attenzione ai truffatori, chi chiama pare si presenti come un'operatrice della protezione civile, ma nessuno, tantomeno sprovvisto di tesserino, verrà mai mandato nelle vostre case per questo. La procedura per far eseguire un tampone è ben altra. Ecco, allora mi raccomando, insomma, l'appello è proprio quello a fare attenzione, a stare molto attenti, perché purtroppo ci sono anche questi malviventi che si approfittano della paura delle persone per introdursi nelle case e rubare. Allora abbiamo ora in collegamento Skype il sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta. Buongiorno sindaco, abbiamo visto un video nelle ultime ore di lei che girava assieme alla protezione civile nel paese proprio con i megafoni per avvisare le persone di stare a casa. La situazione com'è in questo momento nel suo comune? Sì, buongiorno, devo dire che i cittadini stanno veramente rispondendo e questo non posso che farne veramente fiero. Per il paese c'è poca gente, quella poca gente solo per approvvigionarsi per quanto riguarda gli alimentari. Questo è il segno di un paese, di una comunità che ascolta, brava e difficile. Credo poi il merito vada comunque alla squadra che abbiamo iniziato da subito a creare una chat di gruppo coinvolgendo, direi, oggi siamo circa 800 cittadini con i quali interloquiamo in tempi rapidissimi su quelle che sono le disposizioni da dare.
Ecco Sindaco, in questo momento abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche nel corso della nostra diretta, in tantissimi comuni ci si sta, come dire, organizzando per affrontare questa emergenza, appunto nel caso vostro con gruppi WhatsApp, ma anche con tantissime altre iniziative, sempre naturalmente a debita distanza. Anche tra sindaci, tra primi cittadini, vi siete sentiti, vi siete confrontati in queste ore per cercare di condividere anche queste misure da intraprendere in una situazione così drammatica e imprevedibile ed inaspettata? Assolutamente sì, siamo in una chat con tutti i sindaci della zona, ci teniamo costantemente informati, ognuno butta la propria idea e iniziativa, però poi il supporto anche degli altri sindaci. Faccio un esempio concreto proprio dell'altro giorno. Ieri la Paola Roma, il sindaco di Ponte di Piave, ha inviato nella chat un invito a raccogliere fondi. Noi l'abbiamo girata nel territorio e l'Unione Gaia, la squadra del paese, ha questa sottoscrizione. Mi dicevano proprio stamattina, partita ieri, già sfiorati 1.000 euro da dare all'USL 2, e questo credo sia, al di là dell'importo, sia un segno proprio ancora una volta tangibile di quanto la comunità stia vivendo, da una parte con un'apprensione sicuramente legittima, dall'altra però anche con la consapevolezza di poter dare qualcosa. Bellissimo è stato questa mattina girare per il paese e vedere, direi, non dico tutte le vetrine, ma quasi, da fuori l'hashtag io sto a casa, segno questo che la gente insomma inizia a capire bene cosa dobbiamo tutti fare per fronteggiare questa emergenza. Ecco, allora Sindaco, io la ringrazio, grazie mille, naturalmente buon lavoro a tutti i primi cittadini che come lei insomma si stanno adoperando per affrontare questo momento. Grazie, buona giornata Sindaco, arrivederci. Un attimo solo per ringraziare tutto il personale dell'USL e credo meriti un grosso applauso. Bello cantare, sicuramente l'iniziativa del Mezzogiorno di cantare dai balconi delle proprie case, bello dare un applauso a tutte queste persone che sono costantemente in prima linea. Certo, naturalmente anche noi li ringraziamo proprio perché in questi momenti così difficili anche avere un attimo un sorriso, insomma un momento così di svago sicuramente è importante per tutti. Grazie Sindaco Zanchetta, grazie ancora e buon lavoro, saluti. Allora, noi adesso, se mi date l'ok, mi dicono i colleghi che sono all'unità di crisi della protezione civile di Marghera, dovrebbe essere ormai tutto pronto per la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. No, vedo ancora, il banco è ancora vuoto, dovrebbe mancare pochissimo. Mi segnalano intanto dalla redazione, questa è un'informazione di servizio che probabilmente interessa a molti cittadini dell'area nord della provincia di Treviso in questo momento. Niente raccolta differenziata per i cittadini positivi al virus e in quarantena. Quindi, dice Sarno, fondamentale tutelare la salute dei lavoratori del settore anche per garantire la continuità di un servizio essenziale come la raccolta dei rifiuti. L'Istituto Superiore di Sanità ha fornito importanti indicazioni quindi per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti in caso di positività o di quarantena e lo ricordiamo, è importante perché sono centinaia e centinaia. Ecco, vedo che abbiamo Zaia, ci ricolleghiamo. Alcune brevi comunicazioni. Intanto grazie per essere qua e un ringraziamento per il grande lavoro che state facendo, perché poi questo punto stampa è diventato un appuntamento ormai che è consuetudine per i veneti per avere le informazioni. Diamo intanto i dati del bollettino mattutino, sono 1937 i cittadini che sono positivi, 366 ricoverati e in terapia intensiva abbiamo 119 persone, quindi 119 pazienti in terapia intensiva,
107 dimessi, quindi abbiamo già 107 persone che escono diciamo guarite dai nostri ospedali, 55 decessi. Allora, alcune brevi riflessioni. Vedevamo questa mattina i dati e vedendo i dati ne viene fuori che c'è la necessità di fare ancora appello ai cittadini. Non nego che c'è una timida risposta che potrebbe diventare anche importante, positiva rispetto all'atteggiamento che abbiamo tenuto. Ringrazio i veneti per aver ascoltato il mio appello, li ringrazio veramente di cuore. E insomma è innegabile che la sera non ci sia nessuno per strada, che se togliamo il traffico che creano le aziende oggi ne abbiamo un esempio. Io sono venuto in macchina, ho fatto l'autostrada, sono entrato qui a Mestre, a Marghera oggi, l'ho fatto con assolutamente agilità, avrò incontrato 10 macchine da Conegliano a qui. Penso che i veneti stiano dimostrando un grande senso di responsabilità, di civiltà e di solidarietà. E io chiedo ai veneti di fare ancora questo sacrificio, di farlo ancora in maniera più severa, perché anche questa mattina in un incontro che abbiamo avuto, che problema c'è? Si apri un po' al pulito. Scusate, anche questa mattina dall'incontro che abbiamo avuto, no ma si sente, anche questa mattina dall'incontro che abbiamo avuto con i massimi esperti, diciamo epidemiologi, coloro che studiano i virus, ne viene fuori che il tema della cura vera è quella dell'isolamento fiduciario. Siccome non sappiamo chi sono i portatori, fra virgolette, sani, cioè gli asintomatici che riescono a contagiare a loro volta 2,4 persone a testa, che a loro volta contageranno 2,4 persone a loro volta, capite che cresce la popolazione e cresce la diffusione del contagio. Per questo motivo dico: restate in casa, evitate di uscire se non ci sono validi motivi, che sono quelli lavorativi o dei problemi diciamo indifferibili. Evitiamo, adesso il tempo per fortuna ci aiuterà, questo fine settimana non sarà bello, è brutto dire così, evitiamo tassativamente le passeggiate. L'appello che faccio ai veneti: stiamo andando verso il fine settimana, le passeggiate nel lungomare o altre robe del genere, perché comunque trasportate il virus e noi dobbiamo fare in modo che questo non accada. Quindi veramente un appello a tutti: siamo nel weekend, mi sento di dire fortemente evitate di fare, lo dico ogni volta, la cena di condominio, la divanata di condominio per vedere la televisione tutti assieme, la tombola, le carte, insomma tutte queste attività che non si fanno. Bisogna che i nuclei familiari restino quelli storici, in maniera tale che non si dia modo al virus di diffondere. Guardate che per assurdo, dobbiamo dirlo ai veneti, se il virus si trovasse da solo e non trovasse più un ospite nel quale entrare, cioè un corpo umano nel quale entrare, il virus sparisce con velocità. Allora vi chiedo questo impegno. Io penso che verosimilmente nel giro di 2 o 3 giorni avremo già l'esito del lavoro che stiamo facendo i veneti, e io, guardate, sono sicuro che se continuiamo così, quella maledetta curva che abbiamo nell'algoritmo con le proiezioni, che sappiamo che si può solo modificare con l'aiuto di tutti i veneti, perché i veneti sono la vera cura contro il coronavirus, ecco, la curva sono sicuro che inizierà a discostarsi da quella che è la proiezione. Discostarsi vuol dire lasciarci più tempo per curare i veneti ammalati, evitare di intasare gli ospedali e ovviamente far trovare un letto libero per tutti. Questo è quello che vi dico e veramente vi prego di seguire con attenzione tutte queste attività. Noi ci stiamo attrezzando con gli ospedali, con l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottacin, abbiamo visto anche stamattina il piano degli ospedali che vi presenteremo. Ovviamente è sempre in evoluzione, perché comunque gli indicatori sono quelli di una prudenza estrema. Voglio ricordarvi che qualcuno ha visto che stiamo ripulendo e stiamo riattivando i vecchi ospedali. Lo facciamo ma con l'ottica ovviamente di avere prudentemente e sapientemente un magazzino, o meglio una disponibilità di letti accessori, ma nel piano troverete anche questo. Però è impensabile
pensare che pazienti Covid, pazienti coronavirus possono andare in strutture che sono dismesse da anni, dove non ci sono impianti, dove non ci sono attività utili per curarli. Faccio un esempio. Il paziente coronavirus, a differenza degli altri pazienti in terapia intensiva, tira ossigeno 20-30 volte in maniera più importante di un paziente in terapia intensiva normalmente. Cosa significa? Che ci vogliono impianti degni di questo nome per l'ossigeno, perché altrimenti c'è la laminazione, come si dice tecnicamente, e gli impianti si congelano, non passa più l'ossigeno. Quindi voi capite che è impensabile utilizzare vecchie condutture di vecchi ospedali. Ovvio che teniamo, ovviamente, stiamo riattivando anche vecchie strutture, perché potrebbero servirci per delle medicine, per altre attività che dobbiamo garantire come cura ai cittadini. Noi vogliamo fino in fondo non sospendere le cure. Vi ricordo che ieri abbiamo dato la lista delle attività che vanno in riduzione, ma il che significa che noi teniamo ancora aperte le sale operatorie per gli oncologici, per gli urgenti, il materno infantile non viene toccato. Oggi una signora mi ha scritto e mi ha detto: ma è stata annullata la mia ecografia di controllo e sono una donna incinta. È grave che sia stata annullata, tanto è vero che vogliamo capire per quale motivo e per quale errore. Potrebbe essere perché forse l'operatore che doveva fare l'ecografia è positivo al coronavirus e quindi è in isolamento fiduciario, ma staremo a verificare. Niente panico rispetto al fatto che gli ospedali riescono a dare servizi, però questo accade solo se tutti ci mettiamo d'impegno. Se non ci mettiamo d'impegno gli ospedali si intaseranno e a quel punto non ci saranno letti per tutti. Questo è quello che vi voglio dire. Faremo delle scelte importanti ovviamente sugli ospedali, cercheremo ovviamente di fare scelte prioritariamente dedicate a questi pazienti, perché se avremo il picco della curva noi dobbiamo essere in grado di garantire le terapie intensive e semi-intensive in maniera performante. Altro aspetto che vi voglio affermare sono due cose che voglio ricordarvi. La prima è quella che, siccome mi scrivono in tanti rispetto alle aziende, a me risulta dalle informazioni che abbiamo che hanno fatto un tavolo a livello nazionale, sindacati, quindi parti sociali, governo, mondo datoriale, e mi sembra di aver capito dalle informazioni che hanno confermato un'intesa sui dispositivi e su quant'altro. Lo dico perché molti cittadini sono ancora convinti che questa sia una facoltà della Regione. Non è facoltà della Regione chiudere le aziende e chiudere le scuole. Non è facoltà della Regione chiudere le aziende e chiudere le scuole. Il mio pensiero è che se non sono garantite al 100% le tutele sanitarie ai lavoratori, le aziende debbono essere chiuse. Ve lo riscandisco, se i lavoratori non hanno la certezza di avere la messa in sicurezza, le aziende debbono essere chiuse. E quindi questo è un invito al mondo degli imprenditori, che so essere attento e responsabile in questo momento, di attivare ogni misura per mettere in sicurezza i lavoratori. Abbiamo poi nell'ambito delle imprese, lo dico a quelli che con molta facilità parlano senza ragionare, abbiamo nell'ambito delle imprese che non potranno chiudere mai. E sono quelle dell'agroalimentare, sono quelle del biomedicale, sono quelle dell'industria farmaceutica, che sono vitali per noi, e conseguentemente anche tutte quelle della logistica che assistono queste imprese. Ma la Regione del Veneto e le regioni italiane non hanno la possibilità di chiudere imprese. Vi ricordo anche che gli accordi con il governo sono utili tali per cui si possono attivare gli ammortizzatori sociali da un dipendente in su, si possono attivare tutte le misure di tutela e ovviamente tutto quello che è previsto per le imprese. Altro aspetto che vi voglio dire rispetto alle attività, c'è l'assessore Lanzarini, intanto le do queste che sono le misure che dovevi dire, delle nuove misure, diciamo le nuove regole per identificare. Nel frattempo io vi dico un'ultima roba, quindi dopo l'assessore magari vi darà lettura anche delle attività che hanno fatto, era rimasta in mezzo alle mie carte. I tamponi. Allora, guardate, noi non accettiamo lezioni da nessuno, perché siamo quelli che sono stati accusati per i tamponi. Io sono quello che ha voluto tamponare tutti i cittadini di Vo, oggi Vo è un case history. Vi dico che abbiamo fatto 29.000 tamponi a un'ora fa, adesso saranno già 30.000.
Siamo la comunità che ha fatto più tamponi a livello mondiale. Vi diamo dopo una tabella nella quale il Veneto è primo, poi il secondo paese, visto considerato che vedo in qualche articolo, in qualche riflessione giornalistica che tutti citano la Corea viene dopo di noi, Veneti, poi questi sono dati ufficiali, poi c'è l'Islanda, e l'Islanda si inserisce come terzo posto per ovvi motivi, perché è piccola e facile da tamponare velocemente, la Lombardia, poi la Cina e dopo la Norvegia. Poi vediamo anche questa tabella, il dottor Parmegiani ce l'ha, ve la distribuisce, e vedete che il numero di tamponi per milione di abitanti, e il primo posto è il Veneto con 4.817 tamponi ogni milione di abitanti. Questo per dire che noi la politica dei tamponi, ve lo ripeto, la vogliamo portare avanti. Abbiamo un progetto che presenteremo la prossima settimana di ulteriore aggressività rispetto ai tamponi. Avviso già i cittadini che faremo anche dei tamponi on the road, cioè li faremo fuori dai supermercati, al personale dei supermercati e altri, perché più positivi identifichiamo e più ne isoliamo, meno diffusione del virus abbiamo. Per ora questo sistema ci ha premiati, continueremo così. Ultimo aspetto, faccio anch'io appello a tutte le forze politiche affinché ci sia un lavoro di squadra. Noi lo stiamo facendo in assoluto, evitiamo ogni polemica, vedo che si sta lavorando, lo dico, mi rivolgo soprattutto a noi amministratori. Ringrazio tutti gli amministratori del Veneto che hanno dimostrato equilibrio, stabilità e senso di responsabilità. Tutti noi avremmo qualcosa da dire, no? Tutti noi, non solo il mondo degli amministratori della politica, anche i cittadini. Penso che in questo momento sia necessario chiudere le fila e lavorare tutti per lo stesso obiettivo. Lo dico perché non è facile neanche per noi lavorare e dedicare magari tempo prezioso a polemiche, polemichette o quant'altro. Non vogliamo fare i martiri, non siamo infallibili, non abbiamo la pietra, la sfera magica in mano, non abbiamo la pietra della verità, però possiamo dire che è fondamentale che si capisca che stiamo costruendo un percorso. Quando abbiamo iniziato questa vicenda, questa avventura triste, non esistevano linee guida. Vi faccio solo un esempio e scrivetele ste robe, che se qualcuno oggi venisse da noi a chiederci noi abbiamo in arrivo il coronavirus, che indicazioni mi dai? Guardate, io darei come indicazione attrezzati con le terapie intensive, l'avete capito tutti, no? Noi siamo arrivati a inizio emergenza, durante l'emergenza e tutto, e nessuno ce l'ha detto, ma abbiamo dovuto renderci conto strada facendo di questo, come la partita dell'ossigeno che fa gelare i tubi piuttosto che altre attività. Per cui qualcuno dice che è stata importante l'esperienza della Cina, ho l'impressione che per qualcuno sia stata importante per andare in televisione e basta, visto e considerato che a noi grandi indicazioni poi non ce ne sono arrivate, anzi qualcun altro fa il bilancio delle dichiarazioni del governatore piuttosto di qualche altro collega e dice diceva che era simile influenzale, poi hanno detto no panico, ecco, tutte queste cose le abbiamo sempre dette in base a quello che ci veniva detto dalla comunità scientifica. Non è una giustificazione, rifaremo tutto quello che abbiamo fatto, però è un percorso che abbiamo fatto assieme a voi e voi siete stati testimoni di quanto sia stato impervio questo percorso, che ad oggi premia la Regione Veneto per le scelte che ha fatto. Domani è un altro giorno. Passo la parola all'assessore Bottacin e poi all'assessore Lanzarin per le misure. Mica se vi scambiate i posti. No, scambiate i posti. Senza toccare i microfoni, basta che vi scambiate. Sì, io cedo il posto a Bottacin. Non abbiamo fatto l'altro giorno. Non cedo i posti, No, ma io cedo volentieri. Sono bravi i miei assessori. Velocemente, noi garantiamo il supporto in modo particolare logistico e a tutto quello che serve per la sanità e per le amministrazioni comunali. In questo momento abbiamo 187 squadre, quindi centinaia di volontari che sono sparsi sul territorio, che stanno operando su diversi fronti, dall'informazione alla popolazione, al trasporto di materiale sanitario, ma non solo. Abbiamo montato... Sei lento? Abbiamo montato già 88 tende presso le principali strutture ospedaliere, ne abbiamo altre oltre 55 mi pare, ma ne abbiamo recuperate anche
altre 40 che sono in viaggio, stanno arrivando a Padova grazie appunto con i mezzi dei volontari della protezione civile. Garantiamo anche supporto alla sanità nelle operazioni di pre-triage fuori dagli ospedali e supporto agli aeroporti attraverso la Croce Rossa in modo particolare, ma anche altre associazioni di volontariato, e garantiamo supporto anche come diceva il Presidente, nei sopralluoghi di verifica di eventuali aperture di ospedali nel piano che sarà presentato penso nei prossimi giorni. Grazie. Assessore Lanzarin. Sì, allora, come diceva il Presidente, siccome abbiamo visto che l'arma più vincente che noi possiamo avere è quella del contenimento, i servizi i dipartimenti di prevenzione già da ieri insomma, hanno dato indicazioni appunto rispetto alle indagini epidemiologiche che ogni quindi Dipartimento di Igiene Pubblica su ogni USL e rispetto appunto alle persone a cui fare i tamponi, allargando quindi lo spettro e la rete, come diceva il Presidente, non solo più ai contatti diretti ma anche agli contatti occasionali. Questo perché abbiamo visto anche dal progetto che è stato fatto a Vo, quindi il secondo giro di tamponi, che sono stati trovati 8 persone positive asintomatiche che quindi non sapevano di essere positive ma continuavano a girare, quindi isolare queste persone e poi una volta trovate metterle in isolamento fiduciario a casa permette di contenere il contagio, quindi già i servizi di prevenzione stanno facendo queste operazioni cercando di allargare quindi i cerchi, quindi per cerchi diciamo anche concentrici rispetto appunto al contatto iniziale, quindi non solo i contatti diretti ma anche i contatti occasionali. Come diceva il Presidente, poi stiamo ragionando anche su categorie specifiche di persone e quindi quelle che possono essere più esposte, più a contatto con la popolazione, sempre nell'ottica di contenere e di creare questa cortina di protezione rispetto alla diffusione del virus. Un'altra cosa vi annuncio, noi da ieri abbiamo proceduto a inviare ai sindaci, che sono loro che per competenza i nominativi dei positivi nel proprio comune. Questo perché chiaramente ci devono aiutare in quello che è il sistema appunto di isolamento fiduciario, poi noi facciamo, voi sapete, quando c'è appunto l'isolamento fiduciario con assistenza attiva, le chiamate una volta al giorno per capire la misurazione dei sintomi e quant'altro, ma i sindaci, quindi le comunità diventano importanti non solo perché possono conoscere, quindi capire se ci sono comportamenti anomali e non consci, ma anche per, se questi sono anziani, hanno bisogno, non so, che qualcuno gli porti la spesa, che qualcuno gli porti i farmaci, eccetera, non si muovono di casa, quindi anche per mettere in atto tutte quelle azioni che sappiamo, e quindi è l'occasione anche per ringraziare insomma i tanti volontari, le associazioni di volontariato, i giovani insomma che abbiamo visto portano la spesa alle persone anziane che sono a casa, insomma credo che sia un bel segnale, un bel gesto che ancora insomma mette in evidenza come il nostro sia una regione fortemente insomma solidale, ma soprattutto con il volontariato nel DNA. Queste sono le cose principali, mi sembra. Grazie. Volevo infine ricordare di ringraziare, e lo faccio a nome di tutta l'amministrazione, penso anche a nome dei veneti, tutti i sanitari, tutti coloro che lavorano, non smetteremo mai di ringraziarli, anche perché insomma, la situazione è tragica, è pesante, non vorrei che qualcuno pensasse che questa, siccome c'è sempre qualche terapiattista, qualche complottista che pensa che questa sia tutta una farsa, purtroppo non lo è. Il numero dei morti ce lo dice quotidianamente che non è una farsa, perché quando tu hai 55 persone che sono decedute a causa di questo virus te la dice lunga. Noi continuiamo ad andare avanti, continuiamo con la sperimentazione, vi ricordo che dalla prossima settimana siamo nel vivo della sperimentazione del nuovo farmaco, continuiamo ad andare avanti con anche incontri peraltro con la delegazione di medici cinesi che hanno vissuto l'esperienza di Wuhan, perché è fondamentale capire anche loro che osservazioni hanno. È tutto un lavoro che, ve lo dico con sincerità, io speravo l'avessero fatto in maniera preliminare quelli che dovevano farlo, ma a questo punto ne prendiamo atto e capiremo fino in fondo se c'è qualche altro accorgimento. E infine i materiali. Allora, i materiali
Voi vedete che siamo senza mascherine, io dico sempre che utilizziamo la mascherina, chi ce l'ha fa bene a utilizzarla, e io dico, per un fatto anche di solidarietà, lo dico, finché non riesco a mettere in piedi un sistema per cui mettiamo nelle condizioni i veneti di utilizzarle, cerchiamo di dare anche questo segnale. È ovvio che la mascherina serve, è ovvio che la mascherina serve. Mascherine non ce ne sono, noi stiamo comprando dal Sudafrica, dall'America Latina, dall'India, ma adesso chiudono le frontiere, dalla Cina, dappertutto, però con moltissime difficoltà. Ovviamente le compriamo per rifornire i nostri sanitari, questo è fondamentale. Vedo che qualcuno si avventura a dire che non ci sono le mascherine perché non ci siamo preoccupati, e spiegateci perché non c'è nessun negozio che riesce a dare mascherine, spiegateci perché tutti i paesi del mondo non trovano mascherine. E tant'è vero che ci stiamo attrezzando per fare in modo di vedere se riusciamo a produrre qualcosa di innovativo da buoni veneti in alternativa a quello che non c'è. Perché questa è la triste verità. Mancano respiratori. Questa notte abbiamo forse trovato una fornitura di respiratori meccanici che salvano la vita in Svizzera. Mancano attrezzature di vario genere, quindi sappiate che l'emergenza è un'emergenza mondiale, è una pandemia. Avete visto che ieri anche gli Stati Uniti hanno dichiarato lo stato di emergenza. Vedete che un po' come i tappi delle bottiglie che saltano, paese dopo paese dichiarano lo stato di emergenza, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania e così via. Quindi mettiamoci nell'ordine d'idea di capire che adesso siamo durante il mare grosso, cioè la nostra nave arriverà in porto, salverà i veneti e lo faremo bene, però adesso avremo mare, quindi restate a casa, non andate fuori, fate tutte le attività che si possono fare in casa, ma non evitate in maniera tassativa di avere contatti. Fidatevi, perché questa indicazione ci salverà la vita. Domande? Poche, poi... Prego. Velocemente, prima abbiamo incontrato in uscita il professor Pezzanti, che avete ovviamente visto. Volevo capire una cosa, Presidente, per quel che riguarda l'implementazione dei tamponi a cui sottoporre la cittadinanza. Cosa si può dire? C'è la possibilità nei prossimi giorni, da lunedì, leggevo un'agenzia, che non so quanto veritiera, di moltiplicare in modo considerevole questa pratica anche per appunto scovare asintomatici, per allargare la possibilità di isolare chi ha problemi. Noi vogliamo partire con un progetto imponente, lo incrementeremo giorno dopo giorno e ve lo presenteremo ufficialmente la prossima settimana. Aggiungiamo anche che anche sul fronte del kit del tampone ne abbiamo comprati 100.000, ma ne sono arrivati 10.000, perché poi dovete entrare nell'ottica del fatto che ormai si chiudono tutte le frontiere. Allora, per questo posso dirvi che siamo già organizzati per farci il kit in casa, perché noi siamo veneti, non stiamo lì a aspettare che venga la pioggia, perché se non arriva la prendiamo da qualche altra parte l'acqua. Si può parlare della possibilità di farne migliaia al giorno? Sì, questo ve lo confermo. Passare, che so, da 2.000 a 10-15.000. Questo ve lo confermo, vi daremo i dati. Un'altra cosa, non so se lei Presidente, l'assessore Lanzarino, quando si parlava di fatto ospedali da riempire in parte, tutto da adattare per ospitare malati, volevo sapere quanti prevedete, perché io ho visto un po' a spot, che so, Isola della Scala piuttosto che Zero, e cosa saranno destinati a fare, chi ospiteranno? Guardi, noi contiamo di avere un centro coronavirus per provincia, però non è che Isola della Scala diventa centro coronavirus piuttosto che un altro. Adesso noi stiamo chiudendo la programmazione, ce l'abbiamo già scritta, ma vogliamo anche avere un ritorno da chi ha fatto i sopralluoghi. Escluderei che ospedali riaperti, chiusi da molto tempo, possano essere dedicati a terapie intensive, perché noi abbiamo bisogno di impianti. Per cui può capitare nel territorio veneto che ospedali, diciamo, più in linea, più nuovi, più recenti, vengano dedicati al corona, eventualmente la cura, quella della degenza normale, venga gestita con altre soluzioni. Però la nostra idea ad oggi è sempre quella di non arrivare, sarebbe l'estrema ratio, al padiglione piuttosto che all'ospedale del campo esterno.
però dovrebbero ospitare i malati di coronavirus queste strutture. Dipende dalle strutture, dipende, perché ce ne sono alcune talmente recenti che hanno tutto funzionante, altre che obiettivamente, al di là che poi avremo sempre gli esperti che sanno tutto ma che stanno a casa sul divano, alcuni hanno ad esempio degli impianti che non vanno bene per questi pazienti. Quindi esce per me per quel che riguarda la questione terapie intensive ad oggi come siamo messi, anche in previsione di quello che sta succedendo come casi a cui rispondere. Siamo messi che in questo momento siamo preoccupati della partita, è fondamentale che i cittadini si mettano d'impegno, in questo momento la situazione è gestibile, dopodiché ovviamente più aumenta l'accesso in terapie intensive, più si andrà a comprimere l'attività ordinaria degli ospedali e dopo aver compressa tutta l'attività ordinaria si dovranno attivare nuove terapie intensive che abbiamo già in essere. Poi passiamo anche ai giornali quotidiani. Scusa, due domande. Una riguarda ancora gli ospedali dismessi per capire bene, meglio almeno per quanto mi riguarda. Ho capito bene che le persone contagiate del virus probabilmente resteranno dove sono, cioè non è pensabile un loro trasferimento in altri ospedali. Cioè l'ipotesi di riaprire reparti o ospedali dismessi è un'ipotesi, come dire, teorica oppure è veramente in agenda? Allora, presenteremo il piano quando sarà perfezionato. Sarà perfezionato non perché non abbiamo le idee chiare, ma perché vogliamo avere l'esito di tutti i sopralluoghi, le visite e della prova della messa in moto di queste strutture. Alcune sono più recenti, altre meno recenti. Non riusciamo a dirvi tutti quelli che vengono messi in moto vengono dedicati al coronavirus e gli altri no. Vi diciamo che a seconda dei territori, in base a quello che abbiamo, decideremo poi come destinare il coronavirus. Quanti ospedali sono in ballo, diciamo? Basta, nel senso che non stiamo presentando il piano. Grazie. E l'altra domanda. Ieri avevi accennato alla possibilità di attrezzare un volo per la Cina, se c'è la possibilità. Stiamo ancora vedendo di riuscire a farlo, non è facile ma stiamo ancora vedendo di riuscire a farlo. Non è tramontata questa soluzione. E per quanto riguarda diciamo, le mascherine made in Veneto, là c'era un problema di autorizzazione ministeriale? Una ce l'abbiamo e ce ne manca un'altra, diciamo che è una soluzione alla quale stiamo lavorando, la sta seguendo l'assessore Bottacin per le autorizzazioni e siamo a buon punto, nel senso che se abbiamo l'autorizzazione noi siamo in grado dopo qualche ora già di iniziare la distribuzione, perché siccome siamo sempre avanti abbiamo già anche prodotto. Allora, cominciamo con i colleghi che si sono prenotati dai giornali, scusandoci di nuovo per questa artigianalità di processo. Piero Aurelio, giornale di Vicenza, il freddo dei contagiati e malati continua a confermare gli algoritmi che avevo già risposto prima. Quanti ex ospedali veneti abbiamo già risposto? E il progetto di trasformare abbiamo già risposto. Avete numeri, questo non è stato detto, che indicano che si abbassi l'età media di chi viene ricoverato? Abbiamo numeri che dimostrano la trasversalità delle età e quindi delle classi di età tra i contagiati, per cui anche questa leggenda metropolitana se ne sta pian piano andando del fatto che si ammalino solo le persone anziane. Quindi ancora di più chiedo l'impegno ai ragazzi di non andare a fare feste, far passeggiate, riunioni di gruppo, cene di gruppo, perché sarebbero letali per la diffusione del virus. Verranno annullati subito, questa è l'ultima domanda, anche i laureati freschi in medicina e infermieristica? Diciamo che tutti quelli che si possono arruolare si arruolano, nel senso che anche questa mattina ho fatto l'incontro con il professor Merigliano, che è il presidente della scuola di medicina, e ci va in questa direzione, quindi stiamo lavorando tutti per lo stesso obiettivo. Passiamo al collega Bonet. Sì, abbiamo anticipato le lauree, fra l'altro, delle professioni infermieristiche. Il collega Bonet del Corriere del Veneto chiede cosa ne pensa dell'eventuale slittamento delle elezioni. Che non è nei miei pensieri in questo momento. Parzialmente lei ha già risposto, chiusura totale delle fabbriche sarebbe forse la soluzione
situazione migliore, mi pare che abbiamo. Ho già risposto? Ci sono novità col governo sulla chiusura dei confini? No, non ne so nulla. L'ultima è la collega Nico Russi Moro, chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno ma non credo. La collega Nico Russi Moro vuol sapere, la dottoressa Catalani ieri sera al TG1 ha detto che l'onda piena di ricoveri è prevista per questi giorni. Si comincia a far fatica anche per gli infettivi? Vabbè, intanto questa è tutta una catena, nel senso che infettivi, semi-intensiva e intensiva sono dei processi che vanno sono di pari grado e a pari passo, per cui è inevitabile. La dottoressa Catelan ha dichiarato, perché l'ho vista anch'io l'intervista, ha dichiarato ci aspettiamo quella che definiscono, le parole sono state, cito testualmente, definiscono l'onda di piena, cioè noi definiamo l'onda di piena in base ai modelli, perché anche la dottoressa Catelan è informata in base ai modelli. Sì, ma abbiamo aumentato i posti sulle intensive, sulle infettive. L'ultima domanda della collega Nicolussi Moro, anche in Veneto i colleghi degli altri reparti vanno in ausilio ai reparti di malattie infettive come in Lombardia? In questo momento praticamente no, nel senso che in questo momento tutti i sanitari sono ovviamente impiegati nelle loro attività. Ovvio che in un caso di emergenza totale si rivedono anche i ruoli. In Lombardia, ne parlavo stamattina in videoconferenza, si parla di oculisti, di pediatri che vanno in intensiva a dare una mano. Addirittura la Lombardia ha preparato un modello di formazione che fra l'altro è stato diffuso dal comitato tecnico di 8 ore e mezza di formazione di medici per poi portarli nelle terapie intensive. Per quanto mi riguarda ho concluso. Posso aggiungere? Sì, l'ultima poi vado. Ho visto meglio la tabella che avete distribuito sulle percentuali di tamponi, insomma. In questa vedo che la Lombardia è al quarto posto, per le mie c'è pure il dato oppure no? No, non abbiamo il dato, questo qua fra l'altro è una tabella ufficiale, quindi è stata diffusa con i primi, non so dove si inserisca l'Emilia Romagna, ma immagino che se non è su sta tabella è fuori da quel parametro, è sotto. È una tabella ufficiale questa qui, non l'abbiamo fatta noi. Noi vi diamo solo il nostro parametro e via. Prego. È bello di fare interviste in questo modo, ormai purtroppo prego. Buongiorno. Grazie di essere venuti. Abbiamo il mezzo fucile. Il mezzo fucile, se puoi farla così è meglio. Va benissimo. Chiedo scusa, noi stiamo facendo una diretta per non disturbare, non siamo rimasti qua dentro. Qual è la situazione, governatore, oggi? All'inizio di questo incontro mi sembrava moderatamente ottimista rispetto al comportamento dei cittadini veneti. Ma se i veneti continuano così forse riusciremo fra 3 o 4 giorni a avere dei dati che ci possano anche cominciare a dire se c'è una timida luce in fondo al tunnel, però è fondamentale non abbassare la guardia. Questo è in assoluto fondamentale, restare in casa, non uscire se non per motivi indifferibili come dice il decreto. Ieri siamo stati all'ospedale di Padova dove si stanno dando molto da fare per creare nuovi posti di terapia intensiva. E qual è la situazione in tutta la regione rispetto alle rianimazioni? Tutti gli ospedali si stanno dando da fare sul nostro mandato di creare le terapie intensive, tanto è vero che noi stiamo comprando anche macchinari per attrezzare i nuovi letti, perché ad ogni letto nuovo di terapia intensiva significa avere quantomeno un monitor e un respiratore meccanico, e questi non si trovano facilmente sul mercato. Stiamo incrementando sempre di più. Oggi possiamo dire che verosimilmente abbondantemente raggiungiamo gli 800 posti a livello regionale. Che autonomia ha il Veneto ancora prima della saturazione? Se i veneti non si danno da fare con l'isolamento fiduciario, non rispettando le regole, poca. Se invece rallentiamo la diffusione del contagio e quindi la velocità diminuisce, noi abbiamo modo di respirare di più con le terapie intensive e di curare bene tutti i veneti. Quindi a oggi quanto sarebbe l'autonomia, Presidente? Beh, ad oggi dipende da come cresce la curva, perché se la curva in questo momento abbiamo 117 persone in terapia intensiva e 366 persone ricoverate, quindi semi-intensiva e in malattie infettive. È fondamentale capire la velocità del contagio. Più tamponi, come dice il biologo Crisatti, 15.000 tamponi anche
Sì, ma guardi, la politica dei tamponi noi non l'abbiamo mai abbandonata e nasce in Veneto. Mi fa piacere che il professor Crisanti confermi da sempre la buona attività del Veneto nel momento in cui noi abbiamo scelto di fare tamponi quando le direttive nazionali prevedevano di non fare tamponi. Le ricordo che se oggi abbiamo un case history a Vo con 2 serie di tamponi, quindi oltre 6.000 tamponi fatti a Vo, e quindi un grande esperimento scientifico, lo dobbiamo al fatto che noi abbiamo deciso di fare i tamponi. Si arriverà anche a 15.000 al giorno con un intervento da parte di un imprenditore che vuole rimanere anonimo, è così? Beh, insomma, guardi, di imprenditori ce ne sono tanti, però è pur vero che queste attività le sostiene tutta la Regione del Veneto. Grazie. 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 Sono uscito da Ciao ragazzi, ciao bello, grazie, ciao. Ecco, allora avete sentito dalle parole del governatore Luca Zaia le ultime novità relativamente all'emergenza coronavirus, tra le tante anche quella dell'incremento dei tamponi che verranno effettuati sulla popolazione proprio per avere un'idea di quella che possa essere la percentuale di positivi asintomatici tra la popolazione normale, quindi molto probabilmente nei prossimi giorni verranno effettuati dei tamponi sulla popolazione anche davanti ai supermercati, ha detto appunto il governatore Zaia, per portare avanti appunto questo tipo di studio. Non dimentichiamo, appunto l'abbiamo sentito, l'abbiamo visto dai dati, che il Veneto risulta essere il posto nel quale sono stati effettuati più tamponi in assoluto rispetto al numero degli abitanti. C'è la tabella infatti che c'è stata appena girata proprio via mail dall'ufficio stampa del governatore, nella quale appunto si vede proprio che il Veneto è al primo posto, addirittura sopra la Corea. Il Veneto ha fatto 4.817 campioni, ovviamente il dato è riferito a ogni milione di abitanti, quindi in assoluto chiaramente la Corea ne ha fatti di più perché ha molti più abitanti, ma nel rapporto alla popolazione il Veneto si classifica al primo posto, e poi appunto ne verranno molti altri, ha annunciato il governatore, proprio per portare avanti questo tipo di indagine. Altra novità è quella che verranno comunicati ai sindaci i nominativi. Proprio in queste ore stanno partendo le comunicazioni a tutti i sindaci del Veneto con i nominativi delle persone che sono risultate positive al coronavirus. Questo naturalmente affinché le amministrazioni comunali sappiano prendere i dovuti accorgimenti, insomma, all'interno del proprio territorio, e anche naturalmente per prestare attenzione ai bisogni di queste persone che magari ovviamente sono in isolamento a casa e quindi possono avere bisogno di spesa, di farmaci, piuttosto insomma che altre necessità indifferibili ovviamente quotidiane. Allora vedo che abbiamo in collegamento il collega Guido Barbato da Vigonza. Sì, possiamo andare a Vigonza perché in questa giornata abbiamo anche un'altra notizia che non riguarda il coronavirus, ma che sicuramente è una notizia buona, una bella notizia tanto attesa dai veneti, ed è quella della liberazione di Luca Tacchetto, il giovane appunto di Vigonza, che era stato rapito in Burkina Faso nel dicembre del 2018, quindi oltre un anno di prigionia per questo nostro corregionale. Ma sentiamo subito i dettagli da Guido Barbato. Buongiorno Guido. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Siamo di fronte al municipio di Vigonza, lungo la strada noalese che collega Padova a Treviso. Il comune di Vigonza è un comune di 23.000 abitanti della cintura urbana a est di Padova, e appunto finalmente oggi sembra ci sia una bella notizia. Attendiamo le conferme ufficiali, però insomma
abbiamo visto che fonti governative avrebbero confermato la notizia della liberazione di Luca Tacchetto, 28 anni, architetto, figlio dell'ex sindaco di Vigonza Nunzio Tacchetto, che ne fu primo cittadino dal 2007 al 2017, e della sua fidanzata che lo accompagnava in questo lungo viaggio in auto iniziato da questa cittadina e fermatosi il viaggio in Burkina Faso, la sua fidanzata, la canadese Edith Blais. Luca Tacchetto e la fidanzata si erano recati nel paese dell'Ovest Africa, della parte ovest dell'Africa, per partecipare alla realizzazione e alla costruzione di una struttura sanitaria. Ricordo appunto che Luca Tacchetto è architetto. La notizia è trapelata questa mattina attraverso gli organi di stampa, poi è stata confermata, insomma sembrerebbe confermata anche dal Ministero degli Esteri, seguita dall'unità di crisi della Farnesina, e ha visto coinvolta l'operazione di liberazione avvenuta in Mali, però anche dalla missione, ha coinvolto anche la missione ONU MINUSMA, missione delle Nazioni Unite in Mali. I due giovani sarebbero in buone condizioni, starebbero tornando nella città di Bamako in Mali per poi fare rientro in Italia. Abbiamo sentito solo al telefono il sindaco di Vigonza, Innocente Marangon, che ha detto che al momento non intende rilasciare dichiarazioni ufficiali o partecipare a interviste finché non avrà comunicazioni ufficiali dal Ministero degli Esteri. È chiaro che l'emozione in città è molto grande perché appunto i fatti risalgono alla partenza avvenuta nel dicembre del 18 dei due giovani in automobile verso appunto l'Africa, e le prime notizie della loro sparizione sono state lanciate, se non ricordo male, alla fine di dicembre, primi giorni di gennaio del 19, dal padre appunto di Luca Tacchetto, l'ex sindaco Nunzio. L'emozione è molto grande, fa notare l'attuale primo cittadino Marangon, anche se, come potete immaginare, Vigonza è una cittadina vuota, deserta, le persone se festeggeranno dovranno festeggiare molto all'interno e forse si dovrà posticipare anche un'eventuale festa della popolazione. Infatti è anche questa la raccomandazione del sindaco Marangon, è una grande notizia di quelle che emozionano e gonfiano il cuore, ma non deve generare il contrario di quello che dobbiamo fare, cioè rimanere in casa. È una situazione anche un po' non proprio facile da gestire. Noi abbiamo prenotato la partecipazione del sindaco Marangon appena si avrà una conferma ufficiale attraverso le forze dell'ordine o comunque i collegamenti che anche qui da questa piccola cittadina ci sono stati attraverso il governo, i parlamentari, per un'intervista che lo abbiamo convocato casomai nuovamente qui davanti al municipio di Vigonza per commentare insieme appena ci sarà l'ufficialità della notizia della liberazione. Ecco, grazie. Allora Guido, tu hai avuto modo di vedere un po' l'atmosfera insomma in paese per capire come la comunità ha accolto questa notizia. Mi rendo conto naturalmente che il paese sia semideserto, chiaramente per ovvie ragioni, ma c'è qualche segnale insomma di gioia da parte di questa comunità in un momento così comunque difficile? Purtroppo al momento no, anche se potremmo dare un'occhiata se eventualmente portarci. Vigonza è un comune molto vasto, è composto da 7 frazioni, e potremmo portarci nei pressi della casa della famiglia Tacchetto, per quanto insomma può essere anche un momento un po' delicato anche per loro, vediamo, e magari se si sta approntando qualche striscione, qualche scritta, qualche bandiera italiana. Certo, è chiaro che sapere della vita salva di due giovani è sempre una bella notizia. Immaginiamo che insomma qui a Vigonza ci sia anche da persone che non sono di Vigonza, abbiamo ricevuto magari qualche scambio di grande sollievo per aver ricevuto questa comunicazione, che al momento ha una gran parte di ufficialità, almeno per quanto riguarda un riscontro che potremmo dire attraverso gli organi ufficiali di stampa, quali sono per esempio l'agenzia ANSA. Restiamo anche noi un attimo in attesa di questa prudenza da parte del sindaco. Sì,
Sì, grazie Guido, grazie, allora ci risentiamo e ci aggiorniamo più tardi, buon lavoro naturalmente a te, tra poco ci dovremo anche, avviso alla regia, ricollegare con il collega Filippo Fois e Sandro Ponchio, che sono appunto alla sala della protezione civile dell'unità di crisi appunto di Marghera, perché ci sono anche lì degli aggiornamenti. Dovremo anche essere in collegamento via Skype con il viceministro all'economia per Paolo Baretta, il sottosegretario, perché appunto è stato siglato oggi nella nottata l'accordo con le parti sociali e i sindacati proprio per la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vi abbiamo riferito più volte appunto nei giorni scorsi di questo accordo. No, allora c'è qualche problema, un attimo, direi allora alla regia di vedere intanto insieme un servizio che abbiamo preparato in modo tale da poter vedere se riusciamo a ripristinare il collegamento. Ne ha parlato il governo. Prego? Ah sì, il servizio Palù, allora è pronto, sentiamo un estratto del virologo Giorgio Palù, che ieri sera è stato ospite nei nostri studi, virologo di fama internazionale, docente all'Università di Padova, che appunto ha illustrato l'andamento dell'epidemia. Sentiamo le sue parole. Questo è un virus nuovo, quindi che si affaccia per la prima volta sulla faccia della Terra, almeno colpendo l'umanità, la specie umana. Viene da un serbatoio enzootico che è sicuramente il pipistrello, perché altri coronavirus, quelli del raffreddore, vengono dal pipistrello o dai roditori. È un virus che è più contagioso degli altri che l'hanno preceduto, soprattutto quelli che sono passati dal pipistrello all'uomo, come la SARS e la MERS, che epidemie che si sono estinte nel giro di un anno. La SARS, cominciata a novembre, sempre in Cina. Era un mercato di animali vivi, trasportata a Hong Kong, andata a Toronto, ma a giugno del 2003 era già estinta. Però la MERS a giugno però, era molto letale, con una letalità del 10%, che questo sicuramente non ha. La MERS, che è succeduta nel 2012, una letalità del 35%, si è fermata dopo un anno, c'è qualche caso sporadico in Arabia Saudita. Questo virus conosciamo dagli studi della Cina, perché è cominciata lì l'epidemia, quindi è un virus cinese. Ha fatto più di 85.000 casi, positivi o al virus o a quella che viene classificata, quindi un caso con la sindrome, il Covid-19, e lì abbiamo imparato che questo virus ha una contagiosità di circa un rapporto R con 0, si chiama, è quanto una persona infetta può contagiare gli altri che gli sono vicini, superiore a 2. Esatto, cosa significa questa? E qua vengo anche a dare una spiegazione a quello che il Presidente Zaia diceva ieri, cioè la possibilità che infetti 2 milioni di veneti. Perché? Entro il 15 Con un tasso del 2,5 è chiaro, se il virus non è contrastato, può colpire anche il 50% della popolazione, se non è contrastato. Ma ci sono barriere naturali, quelle che vengono messe in atto prima di tutto, ma le barriere naturali che sono persone che vivono isolate. Diciamo che una barriera naturale sono anche i bambini, nel senso che abbiamo visto che la mortalità al di sotto dei 10 anni è 0, che i bambini non hanno sintomi. E poi, se succede come in Italia, che abbiamo uno sviluppo asincrono, c'è la possibilità che monti anche una risposta immunitaria. Quindi se il virus non colpisce nello stesso tempo si trova delle persone che resistono. E poi, ecco, voglio dire, l'altro dato importante che riguarda sempre quanto diceva ieri il Presidente è che fortunatamente questo virus si presenta sì con una letalità di cui parlerò dopo, ma nell'80% dei casi è paucisintomatico o addirittura asintomatico. Quindi se si infettano
2 milioni di veneti se si infettano, quindi l'80% non si tira nulla. L'80% probabilmente ha un'infezione lieve, questo è già il primo dato. Sappiamo anche un altro, dal punto di vista virologico, che questo virus, quindi più contagioso della SARS, della MERS, un po' più anche dell'influenza stagionale, però rispetto all'influenza è cominciato un po' più lentamente, perché in Cina ci ha messo 5 giorni a raddoppiare il numero dei contagiati. L'influenza quando parte più velocemente, quindi questo può voler dire che può durare anche più dell'influenza, quindi impariamo da quanto già conosciamo. Ecco, poi sempre dal punto di vista, ecco un dato che vorrei citare, perché la gente... Ecco, 2 milioni di persone... Cioè, è un dato che colpisce, quello è un dato che ci ha terrorizzato forse più che colpire. Però il dato che colpisce me, e che non è ancora spiegato da nessuna statistica, è quello che in Italia oggi, questa sera, abbiamo 15.000 persone, chiamiamole positive al test, non sappiamo in che condizioni, perché il test rivela la presenza del virus in una delle nostre mucose, in quel momento, in quel preciso momento. Ecco, quindi con 15.000 persone abbiamo oltre 1.300 decessi, quindi ci avviciniamo a un tasso di letalità che è del 10% quasi. È un assurdo rispetto ai 135.000 casi in tutto il mondo con meno di 5.000 decessi. Quindi noi abbiamo il 25% dei decessi in Italia. Cioè stanno morendo più italiani, lei dice è assurdo. Allora è una cosa assurda, perché allora o ipotizziamo che il virus in Italia sia particolarmente virulento e nel percorso dalla Cina all'Italia sia mutato così tanto da diventare letale, oppure qualcos'altro. Allora, non è possibile che sia mutato perché già Christian Drosten a febbraio aveva sequenziato il genoma di un tedesco venuto in Italia, raffrontato col genoma del primo tedesco che si è infettato dal cinese a Monaco di Baviera un mese prima, e aveva 2 mutazioni sinonime. Cosa vuol dire? Un polimorfismo banale che non cambiava la sequenza. Uguale per noi comuni mortali. È uguale. Abbiamo oltre 350 sequenze depositate nel database mondiale. E questo virus varia di poco. Perché varia di poco? Perché diversamente dall'HIV, il virus che causa l'AIDS o il virus dell'influenza, questo è un enzima che ripara gli errori. Quindi è un virus ben attrezzato per non mutare, per rimanere fisso, così com'è. È chiaro che muta perché replicano così rapidamente questi virus che incorporano degli errori nel loro genoma. Quindi perché troppi casi ci avviciniamo al 25% di mortalità, 25%? No, 25%. Cosa ha detto? 10%? Intorno all'8%, ma si avvicina al 10%. Al 10% ha detto prima, ecco. Allora, le spiegazioni sono: può essere il virus? No, lo escludiamo. Può essere una suscettibilità dell'ospite? Sappiamo anche qual è il suo recettore. Guarda caso, è lo stesso recettore della SARS che è presente in profondità nei nostri polmoni, ma anche nelle superfici mucose, e quindi potremmo dire, dovremmo pensare che il popolo italiano o l'Italia ha una popolazione che ha un recettore ancora più adeguato a ricevere siamo diversi dal resto del mondo? Ma non siamo diversi perché ci sono studi di analisi genetica che non lo dimostrano. Allora, dobbiamo pensare che le altre possibilità sono: uno, ovviamente noi stiamo censendo il numero di positivi in base ai tamponi. Allora, e licenziamo in una popolazione mai ristretta, come ci dicono le linee guida, no? Nelle persone che sono sintomatiche e nelle persone che sono state in contatto con un caso certo. Allora, tutto questo ci fa dire, diciamo, che se il Veneto ha fatto 29.000 tamponi e la Lombardia 30.000 con il doppio di popolazione e 3 volte i casi del Veneto, è chiaro che il denominatore è molto basso, quindi il numero di soggetti testati. Quindi quando noi facciamo un rapporto, che vuol dire casi di morte su casi testati positivi, ovviamente la mortalità aumenta molto perché il denominatore è basso. Quindi quando ci dicono ce ne sono decine di migliaia che lo hanno e non sanno di averlo, è la verità. Allora, questo può essere dovuto al fatto che noi pensiamo che è un'infezione che si sta già diffondendo, che probabilmente è ben presente nella popolazione più di quanto noi sappiamo, quindi ci sono molti casi che non sono sintomatici.
Ecco, allora abbiamo sentito le parole del dottor Giorgio Parù, virologo, ieri sera ospite della nostra edizione straordinaria dei telegiornali. Ora passiamo alla pagina economica e del lavoro, perché ci sono delle importanti novità per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, di quei lavoratori che in questo momento così drammatico e difficile per il nostro Paese comunque devono continuare a lavorare per non interrompere appunto determinate produzioni. Questa notte è stato siglato l'accordo tra governo e parti sociali per appunto la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ci colleghiamo quindi via Skype con il sottosegretario Pierpaolo Baretta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, allora quali sono i termini di questo accordo che era molto atteso dai lavoratori, molti dei quali sono fortemente preoccupati naturalmente in questo momento così difficile e pericoloso per la loro salute? Beh, è un accordo che vale per tutto il territorio nazionale, che prevede la possibilità di ridurre l'attività produttiva ai servizi essenziali, alla produzione essenziale, anche quindi di fermare eventualmente dei reparti produttivi se questi non fanno parte dell'elenco delle primarie essenzialità per il bene comune, la collettività, e l'utilizzo del massimo possibile eventualmente della cassa integrazione e quindi degli ammortizzatori, l'utilizzo generalizzato del lavoro a distanza, dello smart working che sta diffondendosi molto in questo momento, e ovviamente le attrezzature sanitarie necessarie per consentire ai lavoratori che sono comunque tenuti e obbligati a lavorare di avere le protezioni necessarie, compreso il rispetto delle regole igieniche che ci sono raccomandate a tutti. Queste tre diciamo normative, l'utilizzo della cassa integrazione degli ammortizzatori, le norme igienico-sanitarie e il lavoro a distanza, ci consentono di dare una vera protezione a chi è obbligato a lavorare per tenere in piedi la condizione, diciamo, dei servizi essenziali, ma riducendo anche un po' l'attività all'essenzialità. È un protocollo importante che ha visto il governo assieme alle parti sociali questa notte e che è già in vigore. Ecco, di quali attività stiamo parlando, sottosegretario, al di là di quelle che ciascuno di noi ovviamente può comprendere, ovviamente il personale sanitario non è certo in discussione, ma forze dell'ordine, vigili del fuoco, eccetera, di quali altre attività stiamo parlando in questo elenco che è stato stilato? Beh, innanzitutto tutte quelle che assicurano la produzione del mangiare, della filiera agroalimentare ovviamente. Certo. Secondariamente tutte le aziende che lavorano per il farmaceutico o per la sanità, che producono quindi beni che servono a mandare avanti la struttura sanitaria. Terzo luogo, i servizi di mobilità e di trasporto urbano per assicurare quel minimo indispensabile, anche se le persone in generale stanno a casa, ma ci possono essere delle emergenze e quindi bisogna assicurare dei servizi di mobilità diciamo legati alla mobilità necessaria. Queste sono le questioni fondamentali. Poi sono in piedi anche altre attività di carattere produttivo vero e proprio, industriale, ma sulle quali si sta vedendo di ridurre al minimo la produttività. Quello che è importante sono questo elenco, ne ho citati alcuni, di considerati servizi essenziali per la sopravvivenza delle persone e delle comunità. Ecco, c'è stato un accordo unanime da parte dei sindacati, delle parti sociali. Ieri abbiamo visto, insomma, anche nel nostro territorio c'è stata agitazione, ci sono stati degli scioperi, soprattutto nel settore metalmeccanico, per i lavoratori appunto preoccupati perché magari non dotati di sufficienti dispositivi di sicurezza individuale. Sì, è un protocollo condiviso da tutti e questo è molto importante, che dà anche l'idea quindi della
presa di coscienza. Sì, ieri ci sono state delle comprensibili reazioni da parte dei lavoratori che hanno diritto di lavorare in sicurezza. C'è stato lavoratori a Marghera, Fincantieri e non solo, ma penso anche ai lavoratori del Mose, penso ai lavoratori di altri cantieri, penso alle forze dell'ordine che lei citava, che ovviamente abbiamo bisogno che stiano a disposizione, o coloro che si occupano dei servizi alla persona, che quindi sono anche particolarmente esposti. Quindi è opportuno ed è stato bene farlo e va preso in seria considerazione da tutti. Ecco, le faccio una domanda che interessa anche noi direttamente. Per quanto riguarda l'informazione, noi da settimane ormai stiamo seguendo molto attentamente, con delle lunghissime dirette, proprio l'andamento dell'epidemia. Viene considerato servizio essenziale, ci sono delle prescrizioni in questo senso. So che già nel precedente decreto, per esempio, è stato disposto che le edicole comunque rimanessero aperte proprio per consentire l'informazione dei cittadini. Sì, è considerato davvero un servizio essenziale. I cittadini in questo momento di difficoltà hanno anche bisogno di avere degli orientamenti, degli appigli a cui riferirsi. Allora vale sicuramente per la parte radiotelevisiva, ma vale molto anche per la carta stampata, e quindi dobbiamo assicurare che i cittadini dispongano di informazioni. Per questo il servizio informativo è considerato sicuramente essenziale. Certo, anche nel servizio informativo vanno rispettate quelle regole, in parte ad esempio il lavoro a distanza che è possibile, ma quelle regole igienico-sanitarie che sono prescritte per tutti gli altri che lavorano, non fa eccezione in questo senso, però sicuramente è una delle servizi consideriamo assolutamente essenziali, proprio perché garantiscono, infatti non a caso, oltre alle edicole, anche i tabaccai che molto spesso vendono giornali sono stati assimilati tra i negozi che possono essere aperti, perché costituiscono un'occasione per il singolo cittadino di poter avere questo rapporto diretto che gli dà un orientamento anche, diciamo, anche di sentirsi non isolato del tutto, anche se lo è fisicamente. Ecco, volevo chiederle anche un'altra cosa, sottosegretario, per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. Lei appunto ne ha parlato, cassa integrazione per chi ne ha diritto, ordinaria, in deroga e altre misure di sostegno al reddito. In molti ci chiedono, anche attraverso le telefonate, le mail che giungono in redazione, quali provvedimenti si pensino anche per altre categorie di lavoratori. Pensiamo agli autonomi, pensiamo alle partite IVA, quindi molti altri lavoratori che comunque in questo momento vedono venir meno quello che è il loro reddito. Sono previste delle misure, diciamo, diverse da quelle fino ad oggi in rigore, vista l'eccezionalità della situazione? Sì, c'è fasce di lavoratori sui quali stiamo facendo appunto un intervento specifico. La prima fascia riguarda i dipendenti delle aziende sotto i 5 dipendenti, che sono tantissimi nel nostro paese, sono la stragrande maggioranza, e per questi abbiamo deciso la possibilità di accedere al fondo per l'integrazione salariale, in maniera tale che anche i lavoratori delle piccolissime aziende abbiano un ristoro in questa situazione. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, partite IVA e professionisti, ci stiamo orientando su un finanziamento intanto per questo mese di 500 euro a tutti, in maniera tale che ci sia un primo ristoro di questa situazione di emergenza, sapendo che poi nei prossimi giorni e settimane dovremo affinare ulteriori interventi un po' più strutturali, ma intanto tamponare questa situazione di emergenza. Sono oltre 4 milioni i lavoratori autonomi che saranno coinvolti da questo provvedimento.
E infatti sono in moltissimi che ci hanno segnalato proprio questo problema ed erano estremamente preoccupati, anche perché molto spesso si tratta di giovani, si tratta di persone che hanno già magari una situazione reddituale comunque non proprio continua, spesso abbastanza precaria, e che quindi rischiano di trovarsi ancor più in difficoltà rispetto ai dipendenti o altri lavoratori, insomma. Certo, è vero, in particolare alcune fasce di partite IVA giovani sono in condizioni di non avere un sostegno adeguato e strutturale. Per questo il lavoratore autonomo va assimilato agli altri lavoratori dipendenti sempre di più, con le caratteristiche specifiche ovviamente giuridiche che ha, ma in un'emergenza come questa non bisogna distinguere, bisogna dare una risposta a tutti. Grazie allora sottosegretario per essere intervenuto, buona giornata a lei e buon lavoro. Grazie ancora. Allora, avete sentito, ci sono quindi delle importanti novità proprio per quanto riguarda le attività produttive alla luce di questo accordo che è stato siglato nella notte. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata a tutti gli aggiornamenti dell'emergenza coronavirus. Avete sentito poco fa le parole del sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta relativamente a questo accordo molto importante che è stato siglato questa notte tra governo e parti sociali per quanto riguarda le aziende, quindi un accordo molto importante innanzitutto per garantire la sicurezza di quei lavoratori che appunto in questo momento sono comunque costretti per ovvie ragioni a lavorare per mantenere naturalmente quello che è le minime esigenze, le esigenze essenziali di tutta la popolazione, al di là naturalmente dei sanitari, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco. Pensiamo a tutta la filiera dell'agroalimentare, ma poi naturalmente anche a tutte quelle altre attività indispensabili per appunto la sopravvivenza tra virgolette del nostro paese, quindi un minimo del sistema dei trasporti e quant'altro, ma ha illustrato, quindi questo per quanto riguarda le misure igieniche e sanitarie che debbono essere messe in atto ora dalle aziende per tutelare la sicurezza sul lavoro di queste persone, ma anche poi le importanti misure di sostegno al reddito per gli altri lavoratori, quelli che invece sono costretti a rimanere a casa. Per quanto riguarda le aziende che ne hanno il diritto, la cassa integrazione ordinaria, straordinaria, attivata anche quella in deroga, e poi la possibilità di accesso a delle misure appunto di questo tipo anche per le aziende molto piccole, quelle al di sotto dei 5 dipendenti, che quindi fino ad ora non avevano diritto ad accedere a questi, e cosa sicuramente che rappresenta una grandissima novità per il nostro Paese, una misura di sostegno al reddito prevista anche per i lavoratori autonomi, per le partite IVA, quindi per quei tanti lavoratori che in caso di fermo totale, come appunto sta accadendo in questo momento particolare, non sono coperti da alcun ammortizzatore sociale. Per ora, ha detto il sottosegretario Baretta, con un primo finanziamento che poi si vorrà comunque andare ad incentivare per sostenere appunto anche questi lavoratori. Dunque questo volevo ricordare, ecco, il conto corrente della Regione del Veneto, perché l'abbiamo già detto più volte, la Regione Veneto ha attivato un conto corrente a sostegno della sanità veneta, una raccolta di fondi, insomma delle sottoscrizioni che ciascun cittadino può fare, e a questo proposito sono già stati raccolti 300.000 euro, mi sembra. A questo proposito ci sono anche delle donazioni molto interessanti che arrivano da delle comunità straniere. Vediamo quindi questo servizio.
Signor Arzuma, lei ha chiamato la nostra redazione per chiederci del conto corrente della Regione del Veneto perché anche lei vuole contribuire in questo momento all'emergenza. Lei è da quanto tempo è in Italia? Vivo in Italia dal 2004 e vivo sempre a Treviso, in giro del Treviso, quindi mi fa piacere troppo di mettermi la mano su questo aiuto qua con il cuore, perché non è facile, non è che si tocca solo agli italiani di dare questo aiuto qua per la lotta per questo virus, tocca a tutti, a chi vive nel paese. Lei vorrebbe anche lanciare un appello a tutti gli stranieri in Italia, a tutti i cittadini extracomunitari che hanno trovato in Italia un posto di lavoro, la possibilità di crearsi un futuro, una famiglia. Che cosa si sente di dire a tutti loro? Certo, perché chi vive in Italia sa che il paese gli rende qualcosa e neanche solo quello. Chi vive su questa terra qua, sì, la terra ha un problema, che sia economicamente, che sia malattie, mi piace a darmi tutto del mio cuore per la lotta per questo problema qua che si sviluppa in questi 2 giorni. Dobbiamo dare il nostro cuore come alpini che hanno lottato per questo paese qua. Eccoci, allora avete sentito, quindi anche gli stranieri, anche gli immigrati si danno da fare per aiutare in questo momento, per aiutare la sanità veneta in questo momento così difficile. Allora vedo che abbiamo ora in collegamento da Marghera il collega Filippo Fois, sempre dalla sede operativa della Protezione Civile. Filippo, buongiorno. Che novità ci sono? Allora abbiamo sentito le parole del governatore prima. Sì, esatto, il governatore che tra l'altro si trova ancora qui, poco fa abbiamo visto entrare delle pizze perché comunque il lavoro qui prosegue così come sta andando avanti da settimane. Siamo vicini al picco di contagio, abbiamo inteso, però non mancano gli elementi positivi. Io mi soffermerei soprattutto su questi perché lo stesso presidente Zaia che ha tenuto poco fa una conferenza stampa assieme all'assessore alla protezione civile Bottacin e all'assessore alla sanità Lanzarin hanno detto che ci sono dei primi timidissimi segnali di un rallentamento del contagio e che tra circa 2 o 3 giorni potrebbero esserci ulteriori segnali che vanno in questa direzione. Lo sforzo che sta facendo la Regione, così un po' come il resto della nazione, di rimanere a casa sta quindi, per quello che riguarda il Veneto, potrebbe iniziare a dare i primi risultati già tra 2 o 3 giorni. Questo non significa assolutamente che si debba abbassare la guardia, bisognerà proseguire anche nelle prossime giornate a mantenere la stessa condotta che si è tenuta finora, ma questo significa anche che questo genere di condotta sta funzionando. Bisogna isolare il virus non si sposta da solo, il virus cammina attraverso le persone e se le persone non si spostano il virus isolato dopo un po' muore. Abbiamo anche dato anche questa notizia il presidente della regione Luca Zaia per quello che riguarda i tamponi. Il Veneto è il primo luogo al mondo per numero di tamponi fatti per milione di abitanti. La cifra è di 4.817 tamponi per milione di abitanti, è più alto della Corea, è più alto della Cina, è più alto della Lombardia, è più alto di tutto il resto del mondo e su questa linea si proseguirà anche nelle prossime settimane. Ci saranno controlli anche a campione in luoghi come fuori dall'uscita dei supermercati o tra coloro che lavorano a contatto col pubblico, perché l'obiettivo è proprio di localizzare i cosiddetti positivi asintomatici, vale a dire quelle persone che pur avendo contratto il coronavirus non presentano nessun sintomo e non saprebbero di essere dei portatori sani appunto se non fanno il tampone. Quindi tantissimi tamponi e tra poco anche tante mascherine. Sapete che c'è il problema di trovare le mascherine qui come nel resto
resto del paese. Bene, il Veneto ha già annunciato il Presidente della Regione, si sta attrezzando e tra poco potrebbe iniziare a produrre mascherine per conto proprio, per cui non bisognerebbe più andarle a cercare in mezzo mondo, tra l'altro nei posti di produzione che stanno fronteggiando una richiesta enorme che arriva da ovunque e per cui non riescono spesso a soddisfare gli ordini. Filippo, ma relativamente a questa campagna di tamponi che partirà e che ha annunciato il governatore, si sa qualcosa di più? Quali comuni, in quali zone, come verranno effettuati questi controlli? No, diciamo che per ora è stato annunciato, se avete seguito la conferenza avete sentito più o meno quello che sappiamo anche noi, vale a dire ci sono delle categorie che vengono considerate a rischio, per cui saranno quelle che verranno attenzionate di più, semplicemente le persone che per ovvi motivi hanno contatto con il pubblico, come potrebbe essere la cassiera di un supermercato, però si farà anche sui clienti, da quello che abbiamo capito, e i controlli non possono chiaramente essere rivolti a tutti, però diciamo tra quelle poche persone che ancora sono per strada diciamo, potrebbero anche loro essere oggetto del tampone, ecco, fare la prova del tampone. Bene, grazie allora Filippo, buon lavoro a te, a Sandro Ponchio, ci risentiamo nel corso del pomeriggio, grazie, a più tardi. Certo, a voi. Ciao, a più tardi. Allora, abbiamo ora in collegamento Skype l'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan. Buongiorno assessore. Buon pomeriggio a tutti voi. Grazie per questo collegamento. Allora, abbiamo sentito proprio poco fa dalle parole del sottosegretario Pierpaolo Baretta quelli che sono a grandi linee, insomma, i termini di questo accordo che è stato trovato nella notte tra il governo e le parti sociali per quanto riguarda la sicurezza delle persone che comunque lavorano in questo periodo. Insomma, mai come in questa occasione sembra ci sia stata una, come dire, unità di intenti, una concordia nel determinare queste nuove misure. Guardate, questa è una ottima notizia e l'abbiamo seguita anche noi tutta la notte di fatto, perché avevamo aggiornamenti continui. È stata anche un po' anticipata dalla regione, perché ieri, non dalla regione nel senso solo da noi assessori regionali, ma dalle parti sociali del Veneto, che da subito hanno deciso che questo dovesse essere un tema da affrontare insieme, senza partigianerie, senza pensare che ci fossero interessi contrapposti, ma invece con l'unico interesse di salvaguardare la sicurezza sul lavoro. Devo dire che il contenuto di quel documento che abbiamo già visto e che poi alle ore 17 dibatteremo anche noi in Veneto con una conference call tra le parti sociali, con me, organizzata dalla Regione, per addivenire ad noi vorremmo arrivare addirittura a un vademecum, no? Le proprie regole della buona istruzione per muoversi anche all'interno delle singole aziende, dove si dovrà condividere un percorso di messa in sicurezza. Ma la cosa buona, dicevo, è che il governo, visto questo documento, ha preso largamente dai documenti che lo Spisal del Veneto aveva elaborato fin da subito per quanto riguarda le distanze, le regole di igiene, il tipo di produzione. Ecco, quindi sono delle notizie molto importanti e molto attese dai lavoratori che appunto erano abbastanza in agitazione. Qui anche nel Veneto ci sono stati degli scioperi ieri di alcune categorie, nello specifico di lavoratori, allarmate proprio perché dicevano non erano messe nelle condizioni di lavorare in sicurezza. Guardi, mi permetta solo di precisare una cosa: gli scioperi in Veneto sono stati pochissimi perché non serviva, cioè nel senso che le associazioni sindacali avevano subito chiesto un incontro, noi subito l'avevamo dato. La più parte di imprenditori, ma tanta parte di imprenditori, vorrei dire la quasi totalità, ha messo in sicurezza senza che qualcuno gli dovesse tirare la giacca la propria fabbrica, il proprio mondo,
perché si lavora fianco a fianco, non c'è l'imprenditore che ha degli interessi e i lavoratori che ne hanno degli altri. Quindi in Veneto la questione era abbastanza sotto controllo. Certo ci sono alcune realtà grandi, grandissime, penso a Fincantieri, con una popolazione di lavoratori che è straniera per lo più, quella della parte operaistica, che non ha grande cultura né dell'igiene ma per una cultura personale diversa dalla nostra, che serve e magari non parla neanche bene la nostra lingua, e serviva per quello mettere in sicurezza, no? Per tutte quelle realtà che potrebbero essere al limite. E invece noi abbiamo bisogno che tutti i lavoratori conoscano le regole delle distanze, conoscano le regole del lavarsi le mani più volte, di non respirarsi vicino, di non parlarsi vicino, che anche lo stile di vita deve cambiare. Allora un conto è parlare con veneti e italiani, altra cosa con popolazione straniera che magari vive in tanti nella stessa casa, che frequentano luoghi alle volte diversi, anzi spesso diversi da quelli che frequentiamo noi, e quindi c'è bisogno, in quei casi c'è stato bisogno di alzare un po' il tono probabilmente, però la massima parte delle nostre imprese sono imprese che si sono già messe in regola, in ordine, anche prima e anche di più di quello che viene chiesto oggi. Ecco, Assessore, per quanto riguarda invece gli ammortizzatori sociali per tutti coloro che non lavorano invece in questo periodo, come considerate l'accordo che è stato raggiunto? Io l'avrei voluto migliore, più aperto e anche più rispondente alle diverse realtà, perché ancora alcuni nodi non si sono sciolti. Noi riteniamo che il tempo, cioè le 9 settimane, sia troppo poco, riteniamo che non ci siano ancora risposte per i lavoratori autonomi come le avevamo chieste. Molte sono state le richieste accolte dal governo, pensiamo alla non computo delle giornate di cassa integrazione ordinaria per chi era in straordinaria. Sono tutti tecnicismi, ma vuol dire rientrare o meno, per essere proprio semplici, rientrare o meno in una platea di lavoratori che possono beneficiare di cassa integrazione tutta, perché abbiamo apprezzato alcune richieste che avevamo fatto, l'anticipazione e non il pagamento da parte degli imprenditori, perché immaginatevi un imprenditore che oggi, penso a quello dell'artigianato, che ha titolo ad intervenire con alcuni fondi, che deve anticipare quando magari è in difficoltà di liquidità, quando ha dovuto interrompere. Per noi siamo già alla terza settimana di rallentamento, e comunque di un rallentamento che, ancorché determinato dalle ordinanze, era determinato un po' dall'andamento del mondo. Quindi c'era bisogno e c'è bisogno che gli ammortizzatori sociali, tutti, non solo quelli in deroga, che devono essere poi nel decreto si riconferma la gestione da parte della regione, e anche lì nel decreto c'è scritto che si dà uno spazio in più all'INPS. Questo potrebbe generare troppa burocrazia. Allora è un decreto che abbiamo come regioni italiane sollecitato ad un cambiamento, hanno accolto una parte delle modifiche e un'altra parte no, e quindi la mia soddisfazione è a metà. Ecco, Assessore, lei oltre che al lavoro è anche Assessore all'istruzione. Con la chiusura delle scuole naturalmente sappiamo che anche per tutte le famiglie sono dei momenti anche di apprensione, perché non si capisce bene quanto andrà avanti la chiusura delle scuole, che cosa succederà. Pensiamo a tutti i ragazzi per esempio che hanno la maturità piuttosto che gli esami di terza media. In questo senso avete dei confronti con il governo? Ci sono delle notizie che possiamo dare alle famiglie? No, purtroppo ecco, in questo senso il Ministero dell'Istruzione è rimasto un pochino defilato, troppo, per come riteniamo sempre noi regioni, non solo il Veneto. Però con questo essere defilato del Ministero c'è invece un protagonismo e va il plauso, il mio plauso personale e anche della regione, a tutti i docenti che oggi si sforzano di far avere i compiti per i propri studenti, che fanno didattica online con tutte le difficoltà del caso, perché è chiaro che ci sono problemi anche tecnici, banalmente una rete wifi, banalmente dei giga a disposizione sul telefonino del ragazzo,
e anche la differenza delle età, perché un conto è fare didattica per un ragazzo delle scuole superiori, e ringraziamo i professori ancora stamattina, mi hanno mandato delle foto e sono molto significative, vi invito magari a farlo, no? Dove il docente e la docente sono a casa con i propri figli e fanno didattica ai propri studenti. Poi c'è un problema delle scuole elementari, perché ai bambini non puoi pretendere di dare chissà quanti compiti, poi peraltro impegnando i genitori in una estenuante posizione di accompagnamento, quasi di tutor. Il genitore non è un insegnante, forse in questo momento mi viene da dire che si rende conto del grande lavoro che fanno le maestre delle scuole elementari, perché tenere l'attenzione di un bambino è una cosa impegnativa. E anche lì invece faccio un appello e uso il vostro canale, ma lo farò formalmente, l'ho già fatto con l'ufficio scolastico regionale. Veramente un grande applauso per tutto quello, per lo sforzo che si sta facendo, dall'altra una preghiera perché in alcuni casi si deve tenere conto anche delle esigenze delle famiglie, soprattutto per quanto riguarda le scuole primarie. Non abbiamo certezza dei tempi, guardi, lo dico sinceramente, dobbiamo entrare nell'ottica di idee che andremo a scuola a giugno e forse a luglio se perderemo troppi giorni di scuola, perché non possiamo pensare che i nostri ragazzi non siano preparati. E quindi lei ipotizza anche degli esami in piena estate, Assessore? Certo che sì. Noi non abbiamo oggi idea di quando si tornerà ad una normalità ed è evidente che il rientro in classe è subordinato diciamo, al rasserenamento complessivo del clima, ma non per coloro che in classe devono fare la normale vita, ma perché la vita della scuola è pienamente inserita nella vita della società. I ragazzi prendono l'autobus, vivono in comunità, vivono strettamente l'uno accanto all'altro, si passano la penna, la matita, ridono vicini tra di loro, si abbracciano, quindi bisogna essere assolutamente certi che il contagio sia finito. Se questo dovesse portarci ad andare ancora avanti, signori, si andrà a scuola anche tutto giugno e luglio. Naturalmente noi ci auguriamo, come tutti, che finisca presto questa epidemia e tutti non vediamo l'ora di ritornare alla nostra vita normale, però giustamente bisogna come dire, essere pronti a tutto e mettere in campo tutte le ipotesi possibili. Si è mai parlato di perdere l'anno, Assessore, per questi ragazzi? No, assolutamente no. Come plaudo alle università che hanno deciso di non far perdere gli esami di laurea, perché pensiamo che uno studente e la sua famiglia vivono il momento della laurea come un momento di arrivo, un punto di partenza anche, quindi non si può, si deve fare a distanza come si fa una discussione normale, come la stiamo facendo io e lei. Per quanto riguarda invece la didattica complessivamente non si può immaginare che tutta Italia perda un anno di scuola, si dovrà rincorrere il programma e forse si aggiorneranno i programmi dell'anno successivo per questa emergenza. Però ricordiamoci che siamo in emergenza, tutto quello che era il nostro vissuto precedente, le regole delle cose che immaginiamo non si debbono cambiare, l'anno scolastico di 200 giorni altrimenti non è valido, non esiste più, cancellato. Pensiamo che dobbiamo invece raggiungere gli obiettivi e i risultati. Il primo obiettivo, che è quello della messa in sicurezza, l'abbiamo fatto, il secondo, quello di non perdere la didattica, lo si sta facendo in maniera significativa. Guardi, facciamo sorridere chi ci ascolta. Oggi c'era la notizia su un quotidiano che in un istituto agrario i professori sono andati ad arare la terra, a mettere a posto le piante, perché queste devono vivere come vivono gli animali. Ci sono degli istituti agrari che hanno anche un mondo che vive, ecco, a prescindere dal fatto che noi ci si fermi. E quindi la scuola, come ho detto, è piena di collegamenti con il resto della società. La cosa importante è raggiungere gli obiettivi formativi, quindi si deciderà con il Ministero i programmi come andranno svolti, quanti giorni ci serviranno, non si deve perdere l'anno, semmai tutta la programmazione dell'anno successivo dovrà essere aggiustata sulle lacune che inevitabilmente con un mese e mezzo di sospensione ci saranno.
Assessore, io la ringrazio per la partecipazione puntuale, tutte le informazioni che ci fornisce, che fornisce ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo in queste lunghe giornate da casa. Grazie all'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan, buona giornata. Grazie a voi per il lavoro che fate, è encomiabile, veramente bravo. Grazie, buona giornata a lei e buon lavoro. Allora, noi ora dovremo avere in collegamento telefonico il collega Lorenzo Maier da Venezia, dalla Venezia insulare, che ci dovrebbe appunto fornire alcuni aggiornamenti. Lorenzo, ci sei? Buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a tutti voi e chi ci ascolta. Buongiorno, prego, allora, che novità ci sono? Allora, le novità oggi mi sento di andare nella direzione di quello che diceva poco fa il governatore, ovvero sia anche girando qui, anche a Lido, a Periestrina, nelle isole, sembra che la direttiva che è stata data in maniera molto chiara sta cominciando a essere un po' uno stile di vita delle persone che si stanno un po' adattando a questo clima di emergenza, a questa situazione particolare, tanto è vero che appunto oggi abbiamo visto, pur essendo il fine settimana, rispetto anche allo scorso fine settimana abbiamo visto molta meno persone in giro, i negozi chiusi, aperte solo le attività che hanno il diritto di essere aperte perché forniscono servizi essenziali, per cui direi che quello che noi vediamo da qui è che la gente si sta adattando a quelle che sono le prescrizioni e questo fa ben sperare anche rispetto al fine settimana. Ricordiamo che invece lo scorso fine settimana era suonato un po' un campanello d'allarme perché complice il bel tempo tantissime persone erano uscite anche perché non c'erano ancora divieti così stretti, lo ricordiamo, per cui questo è un aspetto positivo. Poi il sindaco si è fatto vedere, si è fatto riprendere in un luogo simbolo per i veneziani, la Basilica della Madonna della Salute, è uscito e insieme al rettore del seminario, al rettore della Basilica, Don Fabrizio Favaro, l'abbiamo visto con la fascia, quindi in una veste ufficiale, pregare la Madonna a cui già si sono affidati secoli fa i veneziani affinché questo momento difficile per la città passi come è passato. Ecco, anche questo è stato un aspetto molto, molto simbolico, significativo. Per quanto riguarda il Comune di Venezia, diciamo tutta la struttura organizzativa si sta adeguando a quella che sono questo periodo da trascorrere, cercando comunque di non lasciare soli i cittadini, per cui da lunedì circa 2000 dipendenti del Comune di Venezia saranno in smart working, ovvero sia appunto questo lavoro agile da casa che permette anche di essere più sicuri, di isolare ogni possibile contagio. Ecco, il Comune comunque ricorda di utilizzare tutti i servizi online, già con l'online ci sono molte cose che si possono fare da casa, e per quanto riguarda la struttura organizzativa comunque questa nuova soluzione permetterà di dare una continuità, ecco, in quelli che sono i servizi, per cui assicuriamo anche i cittadini che non ci saranno interruzioni di quelli che sono i servizi essenziali. La protezione civile anche questa mattina era a Venezia, a Lido, perché è stato istituito un numero telefonico e di aiuto rispetto al vicinato, quindi i piccoli nuclei di volontari si sono fatti carico di un certo numero di persone e di famiglie che magari sanno essere più fragili perché magari sono solo in casa o perché hanno delle difficoltà, per cui oggi con le mascherine erano a consegnare chi i farmaci, chi la spesa, quindi diciamo che anche questo è un segnale per non lasciare sole le persone. I musei che sono aperti virtualmente, cioè che hanno istituito dei percorsi che dal computer si possono attivare stando a casa, ci sono dei giri virtuali che permettono comunque di trascorrere del tempo, e poi l'appello degli sportivi. Bebe Vio tra questi ha girato nel suo profilo Instagram
un video molto simpatico, molto carino, in cui lei si cimenta in cucina per trascorrere il tempo in casa e invita tutti a farlo, a riscoprire un po' le tradizioni, a riscoprire il piacere di stare in casa anche con simpatia. E gli appelli che continuano ad arrivare, abbiamo sentito e lo trasmetteremo poi nei nostri telegiornali anche un'intervista esclusiva al direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera, il quale rassicura che pur in un momento di isolamento, quindi anche di blocco, se vogliamo, delle attività, la Mostra del Cinema ci sarà e viene fatto tutto un lavoro online con i produttori, quindi non c'è pericolo di un rinvio come invece lo è stato per l'architettura. La Mostra del Cinema è confermata. E poi il portiere del Genoa, che è un bassanese, Daniele Marchetti, che ha invitato tutti a stare a casa e ha usato parole molto significative anche dal mondo del calcio, dicendo che questo periodo così particolare, così difficile, però da un certo punto di vista ci aiuta anche a riscoprire quelle che sono le cose vere, le cose autentiche. Lorenzo, grazie mille, torneremo a sentirci nel corso della diretta e proprio a proposito degli appelli dei campioni dello sport e degli sportivi in questo momento così difficile, vediamo insieme quello pubblicato dal grande campione Paolo Rossi, vediamo. Ciao carissimi, anch'io come tutti volevo fare un piccolissimo appello, vista la situazione di emergenza che si è venuta a creare nel nostro paese, in Veneto, soprattutto anche in Veneto. È una situazione complicata, una situazione difficilissima, dobbiamo attenerci alle regole, a quello che le istituzioni ci impongono, è una cosa estremamente seria, grave, per il diffondersi, il non diffondersi di questo maledettissimo virus dobbiamo necessariamente rimanere a casa. Noi che non siamo bravi ad attenerci alle regole, questa volta invece dobbiamo farlo, dobbiamo starci in casa, poi fra l'altro si riscoprono anche evidentemente antichi valori, si sta insieme alla famiglia, ai genitori, ai figli, ai nonni, alle zie, insomma si scoprono quelle cose che magari si sono un po' anche perdute e quindi c'è una riscoperta di questi valori che sono importantissimi. La situazione di emergenza cambierà, certamente cambierà, speriamo. Il virus arriva dalla Cina e dalla Cina ci danno delle notizie confortanti, che il virus sta praticamente scendendo di intensità, noi invece siamo in ascesa, dovremo avere un po' di pazienza, anzi molta pazienza, lo vedremo nelle prossime settimane, ma insomma facciamoci forza, passerà anche questa crisi e forza Veneto. Ciao a tutti. Ecco, questo dunque il messaggio del campione Paolo Rossi, messaggi da tutto il mondo dello sport, proprio per dare coraggio a tutti noi, insomma, che siamo messi a dura prova anche nella nostra vita quotidiana, completamente stravolta da questa emergenza assolutamente inaspettata. Vedo il messaggio di Del Piero, abbiamo anche un messaggio di Del Piero? Sì, allora vediamolo insieme. Vi mando questo messaggio da Los Angeles, dove ogni giorno seguo con apprensione le vicende dell'Italia e soprattutto quelle della mia regione, il Veneto, dove parte della mia famiglia e tanti amici vivono. E lo faccio seguendo questo account Instagram Villa del Veneto, che pubblica dati e consigli utili forniti da personale qualificato e specializzato. Quindi consiglio anche a voi di farlo, restando a casa, e vedrete che ne usciremo più forti di prima. Un abbraccio, ciao.
Ecco, questo è il videomessaggio di Alessandro Del Piero e l'appello a seguire Viral Veneto l'aveva appunto già sottolineato all'inizio di questa emergenza il governatore Zaia, proprio perché si tratta di uno di quei profili che forniscono ufficiali, informazioni quindi ufficiali, perché in questo periodo sui social sta girando anche di tutto, comprese moltissime informazioni che sono del tutto inattendibili, che sono delle fake news. Allora, messaggi per aiutarci a stare su, insomma, per cercare di darci un po' di coraggio in questo momento così difficile. Proprio per parlare di questo ci ha raggiunto ora in studio la dottoressa Alberta Sodo, psicoterapeuta. Buongiorno dottoressa, Buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Sicuramente anche questo è un aspetto molto importante, perché all'improvviso, insomma, tutti noi, dai bambini agli anziani, ci siamo ritrovati catapultati in una realtà che mai e poi mai avremmo pensato di affrontare, e di fronte a questo nemico invisibile che terrorizza tutti quanti. Come facciamo ad affrontare queste paure? Allora, io penso che la prima cosa da dire è che siamo entrati tutti in contatto con le nostre paure e siamo tutti entrati in contatto con un fortissimo senso di comunità che in qualche modo è emerso. Noi sappiamo che nelle situazioni di emergenza tutti noi possiamo avere delle reazioni che sono delle risposte normali a delle situazioni anomale, come quella che si sta verificando adesso, ma che possono essere anche molto spaventose. Io lavoro prevalentemente con l'età evolutiva. In questo momento i genitori si stanno facendo molte domande sulle reazioni che stanno avendo i loro bambini e le loro bambine. Ad esempio, non è strano se un bambino o una bambina in questo momento può avere delle regressioni, come per esempio le più tipiche sono quelle di voler tornare a dormire nel lettone, di fare i capricci per mangiare, di non avere più quello spirito giocoso che hanno molti bambini. Di farsi la pipì a letto, si può dire, perché un'amica con un bimbo piccolo ha detto è tornato indietro, sì, è tornato a fare la pipì a letto. Non è assolutamente una cosa strana, questa fa parte dei comportamenti regressivi con cui i bambini ci stanno segnalando il loro disagio, ma con cui i bambini stanno anche cercando di reagire ad una situazione. Anche noi adulti abbiamo dei comportamenti che sono dei comportamenti anomali o che non ci aspettavamo. Questi vanno dai comportamenti, per esempio, che stanno tenendo i soccorritori, le persone che si stanno muovendo per curare, per guarire, per reagire concretamente in questa situazione. Ci sono persone che ovviamente è come se non sentissero la paura. È come se in questo momento dovessero canalizzare tutte le loro risorse, tutte le loro forze nell'aiuto verso gli altri. Forse non possono neanche permettersi di ascoltare la paura, perché sono talmente presi nel lavorare, nel dover portare l'aiuto. Pensiamo a tutti gli operatori sanitari, esatto, immagino. Sono tantissime teorie psicologiche che ci raccontano come questo avvenga e anche qual è il passaggio evolutivo che ci permette di reagire in questo modo. Noi però dobbiamo pensare che gli stessi operatori sanitari, gli infermieri, i medici che si stanno adoperando in questo momento sono delle persone che sono sottoposte ad uno stress incredibile e che ad un certo punto dovrà essere preso in considerazione. Parlo di situazioni comunque di burnout o situazioni di stress post-traumatico delle quali dovremmo farci carico come comunità e per garantire il benessere psicologico degli operatori. Questo per quanto riguarda gli adulti che sono, tra virgolette, in prima linea, però in qualche modo anche i genitori sono in prima linea in questo momento, anche le persone che si stanno recando sui luoghi di lavoro e che tutte le mattine devono spiegare ai loro figli come mai loro non vanno a scuola, perché dobbiamo appunto proteggerli, ma i genitori escono costantemente per recarsi al lavoro. Sono bambini che, vedendo i genitori che escono di casa, sono spaventati, perché comunque abbiamo passato il messaggio che là fuori c'è un virus invisibile che ci può colpire da un momento all'altro e rispetto al quale è difficilissimo proteggersi. Allora, lei mi chiedeva inizialmente come facciamo a difenderci da tutto questo. Per prima cosa noi dobbiamo conoscere le nostre paure, la nostra emotività, le reazioni emotive che si possono avere in una situazione di emergenza o in una situazione anomala, insomma. Assolutamente. E quello che mi piace ricordare è anche l'idea che
la paura, la rabbia, la tristezza che noi stiamo vivendo in questi giorni sono tutte emozioni che vanno accolte. Noi non possiamo pensare che in una situazione del genere noi esseri umani ci dobbiamo trovare ad essere coraggiosi come se fossimo in un film hollywoodiano. Se ci viene da piangere sul divano, se abbiamo paura, è una reazione assolutamente normale. Parlavamo per esempio del senso di comunità, no? Questa è una cosa che secondo me ai bambini andrebbe ancora passata maggiormente, l'idea che loro stanno facendo la loro parte stando a casa, ma ci sono tantissime persone che si stanno occupando, tutte in modo diverso, di fare la loro parte. Questo vuol dire appunto gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, ma anche le istituzioni. Le istituzioni stanno lavorando per garantire a tutti un senso di protezione. Questo va spiegato ai bambini per evitare che chiediamo loro di fare delle cose senza dare loro il senso di quello che stanno facendo. Non possiamo chiedere a un bambino di rimanere chiuso in casa una giornata intera e non dare delle spiegazioni sul fatto che questo sta servendo per proteggere lui, lei e per proteggere anche tutti gli altri. Noi dobbiamo cercare di renderli sempre maggiormente protagonisti in questo processo. Ecco, quindi il consiglio che lei vuole dare, approfittiamo insomma delle telecamere, a tutti i genitori che in questo momento ci stanno guardando, genitori, anche chi resta a casa e non deve andare a lavorare, che comunque insomma sono anche messi, come dire, a dura prova nello stare 24 ore su 24 con dei bambini chiusi in casa, magari in un appartamento nemmeno tanto grande. Sappiamo tutti la difficoltà che c'è nel tenere fermo un bambino, un ragazzino che viene comunque privato degli amichetti, della scuola, dello sport, di tutta la routine quotidiana dei nonni, molto spesso, perché adesso è stato vivamente sconsigliato insomma di tenere i bambini vicino ai nonni, quindi è una vita completamente stravolta. Che consiglio possiamo dare ai genitori? Ce ne sono tanti consigli e tanti suggerimenti. Per prima cosa noi dobbiamo comunque garantire che i bambini abbiano delle routine. Un bambino non si può svegliare la mattina e avere di fronte una giornata completamente disorganizzata e nella quale verrà bombardato da messaggi sia di tipo emotivo che da informazioni. In questo momento in cui noi siamo in diretta, nelle case ci sono sicuramente dei bambini che stanno ascoltando e non sempre le informazioni che loro ricevono sono mediate. Allora, un bambino deve avere comunque una routine strutturata, che vuol dire anche dividere per fasi la giornata. Ad esempio, la mattina si fanno i compiti, ci si dedica all'apprendimento, alla lettura, il pomeriggio lo si dedica maggiormente alle attività ricreative, ma soprattutto noi dobbiamo cercare di far sì che ogni informazione che i bambini ricevono in modo diretto o indiretto, quando dico diretto appunto è il fatto di ascoltare i telegiornali, le radio, i canali informativi, o indiretto, io che parlo con la mia amica al telefono e in quel momento sono distratta, non mi rendo conto che c'è mio figlio che ascolta. Allora tutte queste informazioni devono poter essere mediate con i bambini. Ad esempio, una delle domande che si può fare per aiutarli a capire è: che cosa hai capito di quello che sta succedendo e che cosa ti piacerebbe sapere? Non c'è, ecco, mettiamola così, i bambini non hanno bisogno di genitori che siano degli esperti virologi o degli esperti epidemiologi, hanno bisogno però di potersi confrontare con un adulto che sappia dare delle informazioni e che sappia anche accogliere le loro paure, la loro rabbia e anche i sentimenti di tristezza. Lei prima mi diceva i bambini stanno a casa durante il giorno. Sì, bambini che stanno tutto il giorno a casa e che non capiscono, non stanno dando un senso a quello che sta capitando, sono bambini che potrebbero essere anche molto irritati, l'irritazione, il capriccio, che poi ovviamente come un circolo vizioso scatena anche la nostra di irritabilità. È un bambino che ha bisogno di essere compreso in tutta questa emotività che non riesce a gestire e a cui non riesce a dare un nome. Perché tutte quelle che c'è sono... anche l'emotività dei genitori comunque che viene a collidere in questo momento. Noi dobbiamo comunque pensare che siamo vasi comunicanti, no? Sì. Per cui anche se ci mettiamo un bel sorriso in faccia e cerchiamo di far credere che siamo all'interno di un grande gioco, comunque la nostra emotività passerà ai nostri figli. Comunque l'idea che sta succedendo qualcosa di anomalo non è un qualcosa che possiamo nascondere, anche perché è importante capire che in un vuoto di informazioni il bambino le informazioni se le va comunque a ricercare.
o le ricerca attivamente nella realtà o le ricerca nella fantasia, e quindi potrebbe arrivare a darsi delle spiegazioni molto più spaventose di quelle che potrebbe avere nel momento in cui si confronta onestamente con un adulto. Quindi bisogna spiegare ai bambini con realismo quello che sta succedendo. Allora, sì, bisogna spiegare quello che sta succedendo e, come dicevo, si può chiedere: cosa hai capito? Così ridefiniamo anche subito le idee irrazionali dei bambini. Non è strano se un bambino piccolo potrebbe pensare posso ammalarmi, io potrei ammalarmi perché sono stato un bambino disobbediente, per esempio. Ci sono delle idee che in questo momento devono essere ridefinite nella mente dei nostri figli. Quindi, che cosa hai capito? Cosa ti piacerebbe sapere? Possiamo dire serenamente: guarda, io questa cosa non la so, non ne ho idea, però mi informo. Un'altra cosa che va spiegata molto bene sono le prescrizioni, le disposizioni, quindi per esempio tutto quello che ormai quasi tutti sappiamo a memoria, quindi vuol dire lavarsi le mani, tossire nel gomito, buttare i fazzoletti una volta che si sono utilizzati, stare ad 1 metro di distanza, insomma tutto quello che sappiamo. Dobbiamo però anche assicurarci che i bambini seguano le prescrizioni e lo possono fare solamente se ne hanno capito il senso, e lì poi in famiglia si possono fare tutti i giochi che vogliamo. Già i bambini delle elementari a scuola hanno dei ruoli, per esempio c'è il controllore dei compiti, c'è quello che deve mantenere il silenzio quando l'insegnante esce un attimo dalla porta. La stessa cosa può avvenire in ambiente domestico per aiutare i bambini a prendere più consapevolezza della serietà di quello che noi stiamo chiedendo loro di fare. Ovviamente non sto neanche a dirlo perché è banale l'esempio degli adulti. Non c'è niente di male se noi chiediamo ad un bambino: guarda che sono tante le informazioni che devo tenere a mente, tu ricordamele, se vedi che mi sto dimenticando di buttare via il fazzoletto, ricordamelo. In questo modo gli facciamo capire che è normale che alcune cose ce le si possa dimenticare, ma che stiamo dandoci tutti una mano. La terza cosa, che per me è quella fondamentale, è il fatto di fargli sapere che ci stiamo proteggendo l'un l'altro e ci sono delle persone che si stanno occupando di proteggerci. Noi come adulti siamo dei mediatori del senso di fiducia nei nostri figli, quindi dobbiamo trasmettere loro che non sono soli e che stiamo facendo tutti la nostra parte in questo momento. Non mi riferisco, come dicevo prima, solo agli operatori sanitari, agli infermieri e ai medici, mi riferisco anche alle istituzioni. Per un bambino l'idea che esiste lo Stato o che esiste la regione che si sta occupando di alcune questioni è più difficile, no, da concettualizzare rispetto al pensiero del medico, perché il medico lo conosco, l'ho visto, fa già parte della mia esperienza, della mia biografia. Però in questo momento è carino vedere che i bambini con cui sono in contatto, che sto intervistando, stanno riconoscendo per nome Conte, Zaia, riferiscono quello che stanno dicendo, e questo vuol dire anche che il livello istituzionale sta passando molto maggiormente nella vita dei bambini. Anche dei disegni, devo dire, a questo proposito, molto, molto simpatici. Ma intanto direi, se la regia può mandarlo in onda, abbiamo un bel video di un bimbo proprio che spiega. Eccolo qua, lo vediamolo insieme. Non è Halloween, non è più carnevale e nemmeno una festa in maschera. E allora perché non siamo andati a scuola? Queste non sono vacanze, è una missione. Quindi questa non ci serve a niente. Ho colpito la telecamera. Coronavirus, i consigli per i più piccoli ma anche per i più grandi. Coronavirus, il mostro shuttle. Ma molto piccolo. Si nasconde così bene che si può vedere solo al microscopio. È super veloce, è super bravo a saltare. Ogni salto che fa lascia in giro nuovi mostriciattoli come lui, che poi saltano e ne lasciano in giro altri. E dobbiamo preoccuparci? No! Perché dottori, scienziati e bambini come noi stanno facendo ogni cosa per scacciarlo via. E questa è una cosa positiva. I dottori negli ospedali curano le persone. Gli scienziati nei laboratori stanno inventando la pozione per sconfiggerlo. E i bambini? Tenetevi forte! Noi bambini abbiamo un compito speciale.
permettere più al coronavirus di saltare. Come? Regola numero 1. Niente paura di coronavirus. Noi siamo più forti. Sono Rocky Balboa. Regola numero 2. Basta dita nel naso. Ti ho visto che ti stavi scaccolando. Regola numero 3. Al coronavirus piace saltellare sulle nostre mani, allora non mangiarti le unghie. Regola numero 4. Se hai la tosse o se devi fare uno starnuto, fai così come me. E ciù, 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 e ciù. Regola numero 5. Lavati sempre bene le mani e mentre le lavi conta fino a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Regola numero 6. Se ti cola il naso, non tirare su e soprattutto non pulirti con le mani. Usa solo fazzoletti puliti e poi via nella spazzatura, così il coronavirus non avrà più scampo. Questa è la nostra missione per sconfiggere quel mostriciattolo di coronavirus. Come una grande squadra, tutti dobbiamo seguire le regole. Se vediamo che qualcuno non le rispetta, andiamo subito a spiegargliele. Per vincere! Ciao amici, alla prossima missione! E giù, e giù, e giù, e giù, e giù, e giù. Ecco, allora, dottoressa Sodo. Per i bambini è sicuramente una grande avventura, nel senso che molti di loro la stanno proprio concettualizzando come un momento dove stanno succedendo anche delle cose molto particolari. È la prima volta che non si va a scuola e non ci sono le vacanze, quindi i bambini a cui stiamo anche passando un messaggio molto protettivo, che è quello che loro sono comunque più protetti, più tutelati, stanno trovando anche delle strategie autonome per far fronte a questo momento. Si va dal fatto appunto che non si va a scuola, quindi per molti è entusiasmante, anche se non si vedono i propri amici, e questo è il lato negativo, fino all'inventarsi delle situazioni di contatto tra di loro. Ad esempio io sono molto stupita da come stanno utilizzando anche bambini molto piccoli le tecnologie, quindi per esempio le riunioni via Skype per fare la merenda tutti assieme, per capire come siamo messi con i compiti, come ve la state passando, facciamo un disegno e poi ce lo scambiamo, ci inventiamo una storia, tutte delle modalità che sono delle modalità autonome, ma che fanno sentire i bambini meno soli. Noi abbiamo questa possibilità comunque. Prima lei diceva giustamente non possono andare a trovare i nonni. Sì, è vero, non possono andare a trovare i nonni, però li possono vedere, sentire e possono farsi vedere e sentire dai loro nonni, le loro nonne, anche attraverso meccanismi come Skype, come WhatsApp, che fa sentire che insomma siamo meno isolati in questo momento di quanto forse ci sentiamo. I bambini hanno appunto molta familiarità con questi dispositivi, per cui questo è il momento di usarli positivamente. Esatto, sicuramente sempre con la supervisione degli adulti, questo lo diamo per scontato, però sicuramente sono degli strumenti mai così preziosi come in questo momento. Volevo anche approfittare, dottoressa Sodo, per farle una domanda. Lei si occupa prevalentemente di età evolutiva di bambini, però in questo momento così difficile credo sia opportuno fare anche un ragionamento. Abbiamo parlato dei nonni, sui nonni, perché in questo momento sicuramente gli anziani che sono a casa, che sono da soli, che si sentono anche ovviamente più esposti di tutti gli altri, perché purtroppo ce lo dicono i sanitari, insomma, sono maggiormente a rischio qualora dovessero contrarre il coronavirus. Come si può fare per aiutare? Quindi aiutiamo i bimbi, li proteggiamo, lanciamo loro questi messaggi e li aiutiamo a fronteggiare questa situazione. Per i nonni invece che cosa possiamo fare per i nostri anziani? Per le persone più anziane il senso di vicinanza e di protezione passa sicuramente attraverso un livello affettivo, il senso di non essere lasciati soli e del fatto che non ci si sta mai dimenticando di loro. Questo vale in questa situazione di emergenza, vale nell'esperienza di ciascuno di noi.
familiari, assolutamente. È chiaro che però in questo momento che non si può andare a trovarli, che non ci si può vedere così come si faceva prima, ovviamente incide, magari fa sentire le persone più sole più... sicuramente. Diciamo che insomma le persone anziane solitamente hanno già molta familiarità con quelle che sono le disposizioni mediche o comunque le precauzioni che bisogna prendere in stato di emergenza. Io suggerisco comunque per un livello familiare complessivo il fatto di tenere sempre i legami in un modo o nell'altro, anche con la semplice telefonata o comunque il raccontare, l'informarsi su come è andata la giornata, l'ascoltare quello che succede dall'altra parte e anche il ricordare, cioè il valore di ricordare e di narrarci congiuntamente le nostre esperienze comuni è un qualcosa che ha un valore fortissimo in termini di contatto, di unità emotiva. È vero che non siamo presenti, è vero che non siamo vicini in questo momento, però ti ricordi di quella volta che e ti ricordi quando è successa quest'altra cosa e mi racconti una volta in cui ti è già capitato di dover stare chiusa in casa. La narrazione ha un potere fortissimo di legame tra le persone e con gli anziani mi viene da dire è anche, tra virgolette, un gioco facile, nel senso che è un gioco al quale loro partecipano molto volentieri e che ha un altissimo valore terapeutico. Quindi insomma sono tutti comportamenti, sono tutti consigli questi che ci sta dando la dottoressa Sodo che sono molto importanti in questo momento perché forse un po' tutti, no? Abbiamo anche quelli che si sentono più coraggiosi o che devono esserlo per forza in questo momento. O che lo devono essere per forza, hanno dei momenti di smarrimento. Quindi abbiamo parlato dei bimbi, degli anziani, gli adulti, perché gli adulti alla fine cade tutto su di loro, perché poi devono... Così. Se siamo sani abbiamo dei momenti di smarrimento, se in questo momento abbiamo paura, ci chiediamo quando finirà, ci chiediamo che cosa sta capitando realmente, come sarà, tra virgolette, la nostra vita dopo, se ci chiediamo quanto ancora riesco a resistere in questa situazione, vuol dire che ci stiamo anche facendo delle domande sane. Sono più spaventata da chi, spaventata tra virgolette ovviamente, da chi in questo momento è non curante o dice vabbè dai cosa vuoi che sia, tanto al 3 aprile, al 4 aprile finisce tutto, oppure sì ma ce la facciamo, dai tiriamo avanti ancora un pezzo. Significa che ci stiamo difendendo molto anche dalle nostre paure interiori quando non riusciamo ad accedere a quello che è un livello emotivo profondo, ad entrare in contatto con le nostre paure. Lei mi chiede che cosa possiamo fare per gli adulti. Io ogni volta che un genitore mi chiama per raccontarmi del figlio o anche alcuni pazienti con cui comunque continuiamo i colloqui anche via Skype, ogni volta che mi raccontano le cose che stanno facendo, a me viene spontaneamente e onestamente da dire siete bravissimi, cioè perché stiamo davvero tirando fuori tantissime risorse personali in una situazione di emergenza. Quello che dovremmo però metterci un po' in testa in questo momento sociale è che le risorse non possono essere personali, le risorse devono essere collettive. Noi dobbiamo pensare che in questo momento fare rete è quello che ci aiuterà a sopportare psicologicamente il peso di questa incertezza in termini anche temporali rispetto a quello che sta sicuramente capitando. È un evento talmente grande, talmente traumatico, talmente inaspettato, imprevisto, non so nemmeno come definirlo, che sicuramente sarà uno spartiacque, un prima e un dopo nella vita di tutti noi, immagino. È come una guerra, è come una cosa... È come un terremoto, no? In qualche modo, nel senso che non era prevedibile. E ci siamo trovati tutti in mezzo ad una situazione rispetto alla quale non eravamo realmente preparati. Mentre i terremoti però insomma in qualche modo sono circoscritti ad alcune aree, in questo caso ci siamo trovati tutti quanti a dover fare i conti con quelle che sono anche delle realtà
territoriali, sociali, politiche molto diverse e a dover trovare un modo per mantenere attivo il senso di comunità. In questo senso davvero anche tutte le reti che si stanno creando attraverso l'uso delle nuove tecnologie stanno favorendo la resilienza individuale e sociale. Sicuramente questo è molto importante proprio anche per aiutarci, lo si diceva prima, a ricostruire quel senso di comunità che magari forse nella frenesia precedente alle volte si era anche un po' perso. Un po' era mancato. No? Allora, dottoressa, io la ringrazio molto per essere stata qui con noi e per averci spiegato come affrontare anche con i nostri bambini, con i nostri genitori, con i nostri nonni e con noi stessi, perché poi alla fine anche questo momento insomma così difficile, come aiutarci ad affrontare queste paure che è normale avere, no? Assolutamente. È normale. Allora, noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, ditemi dalla regia se è il momento della pubblicità. Altrimenti sì, ecco, ci vediamo più tardi perché allora ora vediamo la pubblicità, poi risentiamo l'intervento di oggi del presidente Zaia che ha appunto fornito prima nel consueto punto stampa tutti quelli che sono gli aggiornamenti di oggi, per cui a più tardi.